Buongiorno, buon sabato, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Danilo Slocar della Lega e Luca Bressan del Partito Democratico. Se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente la nostra rassegna stampa, ma cominciamo come sempre dalle previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale per vedere che tempo farà in questo fine settimana e il cambiamento poi che si protrae verso lunedì. Allora andiamo a vedere la situazione generale. Sabato una veloce saccatura porterà nuovamente aria fresca in quota sulla regione mantenendo condizioni di instabilità. Da domenica invece, da domani, il temporaneo avvicinamento di un anticiclone garantirà afflusso di correnti più secche e stabili. Al mattino cielo poco nuvoloso oggi su pianura e costa, in prevalenza variabile sulla zona montana. Dalle ore centrali possibili rovesci o temporali sparsi sulla zona montana, specie sulle prealpi carniche, che potrebbero in seguito interessare anche localmente alcune zone della pianura e con minor probabilità della costa. Soffierà bora debole con raffiche moderate nella zona di Trieste, fresco di notte in pianura e sui monti rispetto al periodo. Quindi domenica 25 maggio, domani, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, maggiore nuvolosità pomeridiana sulla zona montana, venti di brezza, fresco di notte in pianura e sui monti rispetto al periodo. Ancora lunedì 26 maggio andiamo a dare uno sguardo all'inizio della prossima settimana. Sulla zona montana cielo nuvoloso con possibili rovesci o temporali sparsi nel corso del pomeriggio. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso al mattino per velature, variabile nel pomeriggio, venti a regime di brezza. Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola. Vediamo subito la prima pagina del Piccolo, come facciamo di solito, il Piccolo di Trieste, dove campeggia appunto il titolo sulla ricostruzione della procura sul delitto Resinovic. La procura Visintin aggredì e uccise Liliana. Secondo il documento, tutto successe all'ex OPP di Trieste in via Weiss il 14 dicembre del 2021. La ricostruzione della PM Iozzi nella richiesta di incidente probatorio per l'amico Sterpin. Sebastiano Visintin ha aggredito la moglie Liliana Resinovic all'interno del parco dell'ex OPP in prossimità di via Weiss al Civico 21 con afferramenti, compressioni, percosse e ne cagionava la morte avvenuta mediante soffocazione esterna. I fatti sono stati commessi il 14 dicembre 2021. Questa, secondo il pubblico ministero Ilaria Iozzi, è la ricostruzione della dinamica dell'omicidio. I legali del marito non parlano, gli incarichi da assegnare a 5 consulenti. Il 20 maggio scorso la pubblico ministero aveva fissato un appuntamento per conferire a 5 appunto consulenti l'incarico di svolgere nuovi accertamenti, approfondimenti tecnici irripetibili poi sospesi. Vediamo altre notizie. Naturalmente c'è anche la crisi risolta a livello politico in regione. Fedriga, avanti compatti, il chiarimento era necessario. Intervista al governatore. Troppe tensioni, serviva un chiarimento, avanti più forti e coesi. Massimiliano Fedriga chiude ufficialmente la crisi. La maggioranza ritrova la coesione puntando sulla leadership del governatore e investendolo dei ruoli di garante dell'unità del centrodestra regionale e di arbitro della coalizione. Rizzetto di Fratelli d'Italia, il governatore sia arbitro e garante della coalizione, appunto. La crisi rientra in regione, niente rimpasto, giunta blindata. Questo è il vertice di maggioranza. Ancora notizie di cronaca, non le prescrive i farmaci, denuncia il suo medico, assolta la dottoressa che aveva prima chiesto di visitarla. Laboratori e imprese, partita la 3 giorni di Mare Nord-Est, raffica di furti, 20 spaccate in negozi e locali della città in soli 14 giorni. Ancora sempre sulla prima pagina del Piccolo, torna lo Sport Business Forum, fra i campioni sul palco c'è Zico, a Pedersen la tappa di Vicenza, il Giro d'Italia, oggi il giro fra le due Gorizie, oggi è la grande giornata appunto dell'arrivo nel piazzale della Transalpina del Giro d'Italia.
Addio allo sguardo di Salgado. Nel 2024 l'ultima mostra proprio qui a Trieste del grande fotografo che si è spento a Parigi con lo sguardo lucido e sensibile appunto di Sebastião Salgado, il celebrato fotografo brasiliano, aveva 81 anni. Vediamo il piccolo di Gorizia e Monfalcone, anche qui naturalmente il caso Resinovic in prima pagina, in primo piano, poi contratto dei metalmeccanici, Monfalcone verso lo sciopero, lo stallo della trattativa nazionale. Impianti idroelettrici lungo il fiume Isonzo, protesta ambientalista. Luci high tech al castello a Gorizia, c'è il via libera al progetto. Altri quotidiani, vediamo il Corriere della Sera, Trump minaccia l'Unione Europea, dazi al 50%, questa è la notizia che troviamo un po' su tutti i giornali. Ancora Mosca affonda i negoziati, colloqui in Vaticano irrealistici, partito lo scambio dei prigionieri. Tariffe al via da giugno, giù le borse, Moody's promuove l'Italia, rating confermato, la prospettiva diventa positiva. La gioia, la festa, lo scudetto, torna a Napoli, vince anche l'Inter ma trionfa Conte, questo per quanto riguarda il calcio. Lo sguardo di Salgado, anche qui il fotografo dei dimenticati. Sempio, sfida tra consulenti sull'impronta per il caso, un altro caso di cronaca, quello di Garlasco. Meloni dica di fermarsi al suo amico Donald, invece l'intervista a Elly Schlein. Vediamo ancora altre notizie. La Repubblica, altre testate, Trump sfida l'Europa, dazi al 50%, il presidente USA, la tassa dal 1 giugno, l'Unione Europea pronti a reagire, borse giù, Milano meno 2%, da Moody's giudizio positivo per l'Italia. Harvard, rivolta dell'Ateneo, giudice ferma la Casa Bianca per quanto riguarda gli studenti stranieri, qui una bella foto, Napoli ancora scudetto, la pazza gioia della città. E poi quei diritti negati dalla destra, il commento di Massimo Giannini. La Stampa, dazi, schiaffo di Trump all'Unione Europea, il presidente USA, inutile discutere con Bruxelles, dal 1 giugno tariffe al 50%, crollano le borse. Vediamo l'obiettivo di Donald è aiutare le big tech. Il mondo in guerra, Russia no al Vaticano, ora media la Svizzera. A Gaza hanno smesso di seppellire i cadaveri, davvero un bruttissimo segnale. Il caso antimafia, ponte sullo stretto, Meloni frena Salvini, accordo con Musk, Starlink va sui treni. L'oro di Napoli, qui la bella foto, vittoria sul Cagliari, scudetto, Conte primo allenatore a vincere in Italia con 3 squadre diverse. Il Fatto Quotidiano, Sabella con limite di 45 giorni, non avrei preso il boss Aglieri, destre fischiate alla commemorazione di Capaci, era ieri appunto il 23 maggio, quindi ci sono state polemiche a Palermo, un minuto di silenzio anticipato. BCE, il riarmo vuol dire più tasse e tagli, il rapporto della Banca Centrale pur favorevole al piano dell'Unione Europea. Meno burro e più cannoni, necessarie le spese militari, ma il debito salirà, quindi nuove entrate, priorità di bilancio, cioè più armi e meno welfare. Questa è la lettura insomma, che fa il Fatto Quotidiano della questione appunto del riarmo europeo. Il nuovo teorema su Falcone, adesso si rincorre la pista nera, c'è un articolo qui sul Giornale che si occupa molto del caso Garlasco, il padre delle gemelle contro Feltri, K tramò contro di me ma nessuno può intimidirmi, il malaffare in città, magistrati, politici e salotti, Pavia preda di veleni e affaristi. Vediamo ancora guerra commerciale all'Europa, il bazooka di Trump, nuove minacce di dazi, furia, Donald, non cerco accordi con l'Unione Europea, tariffe al 50% da giugno, mercati a picco. E anche qui Napoli, scudetto e delirio, un trionfo targato Conte. Vediamo ancora Libero, il giallo di Garlasco, sull'impronta di Sempio c'è il sangue di Chiara, il perito di Stasi, secondo noi le nuove tecnologie lo dimostreranno, un'immagine scattata prima dei rilievi potrebbe cambiare la storia. Finanziati dallo Stato, da Salvatore Samuccino, l'analisi compensi d'oro dei registi in crisi. Torna l'incubo terrorismo, donna accoltella 12 passanti, paura alla stazione di Amburgo. Vediamo ancora
ancora il Sole 24 Ore, Trump minaccia il 50% di dazi all'Europa, Moody's alza l'outlook italiano a positivo, troppe incertezze, serve negoziato veloce su difesa, energia e tech, il richiamo di Orsini. Poi ancora Zuppi, scegliere il dialogo per la pace e non il riarmo, teatro gremito per ascoltare il cardinale. Unicredit Savona, se non sono gradito posso lasciare Consob. Vediamo ancora il Domani, Trump bullizza di nuovo l'Unione Europea, dazi al 50%, borse KO, il tycoon torna a minacciare tariffe monstre nel commercio, le discussioni non portano a niente, dice, potrebbero partire già il 1° giugno, i mercati precipitano, anche Apple nel mirino del presidente. Putin boccia il Vaticano come sede dei negoziati, inappropriato, ipotesi Ginevra. E poi banche, scontro tra Consob e governo. Dopo gli attacchi di Fratelli d'Italia, il presidente Savona replica: se non sono gradito vado via. Anche qui questa notizia che abbiamo appena letto sul Sole 24 Ore. Allora, torniamo sul Piccolo, sempre l'edizione di Trieste, ma vediamo anche le notizie all'interno delle pagine, con in primo piano naturalmente qui il caso Resinovic, aggredita e uccisa dal marito nel parco dell'ex OPP, la ricostruzione della PM Iozzi nella richiesta di incidente probatorio. Sebastiano Visentin è indagato per l'omicidio della moglie Liliana, l'istanza della procura per acquisire la testimonianza di Claudio Sterpin. Nel documento viene scritto come tutto sia avvenuto in via Weiss il 14 dicembre 2021. Ne cagionava la morte avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, così scrive la PM Ilaria Iozzi. Tutto questo si basa anche naturalmente sulle perizie, quindi anche sulla perizia dei consulenti come quella della super perizia di Cristina Cattaneo. Vediamo qui la legale della nipote, conclusioni condivise dai nostri consulenti. I difensori del coniuge della 63enne ritrovata cadavere oltre 3 anni fa non entrano nel merito, ma sulle dichiarazioni dell'amico speciale di Lilli rilevano: non capiamo a cosa servano. Vediamo qui fine febbraio del 25 c'era proprio la perizia Cattaneo che diceva azione di terzi, quindi non era stato un suicidio come precedentemente detto, invece lo vediamo qui dal procuratore della Procura di Trieste, dal procuratore capo De Nicolo, oggi in pensione. Allora, noi ieri ci siamo occupati, sempre per quanto riguarda il caso Resinovic, proprio della perizia e della questione della vertebra rotta che ha tenuto sicuramente banco nelle analisi nell'ultimo periodo, la famosa ormai purtroppo appunto vertebra rotta di Liliana Resinovic. Allora, rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Ecco la frattura alla vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic. La lesione, che sta facendo tanto discutere, potrebbe essere inserita nei quesiti da presentare al GIP per la richiesta di incidente probatorio, un elemento che figurerebbe come prova importante per contribuire alla ricerca della verità sulla morte della 63enne di via Verrocchio. Non resta che analizzare la lesione attraverso la relazione medico-legale dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Nell'immagine di sinistra un dettaglio della rima di frattura, in quella a destra il risultato della TAC eseguita prima della seconda autopsia all'ospedale San Gerardo di Monza. Questa invece è l'immagine, con anche ricostruzione tridimensionale, della TAC fatta l'8 gennaio 2022 all'ospedale Maggiore di Trieste, 3 giorni prima che il tecnico di laboratorio Giacomo Molinari predisponesse il cadavere di Liliana sul tavolo per l'esame autoptico. Molinari nelle scorse settimane aveva confessato alla stampa che potrebbe aver provocato lui quella lesione con una manovra di iperestensione del collo di Liliana. Così invece dalla relazione Cattaneo. La presenza dell'intaccatura è stata rilevata anche sull'immagine TAC effettuata in seguito al ritrovamento del cadavere. Il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. Ma la relazione va ancora più a fondo. Quanto osservato può rappresentare l'esito di un movimento di iperflessione o iperflessione combinata con forze di rotazione, come quelle che si possono realizzare nell'afferramento e trazione della testa, incluso il chokehold, manovra di afferramento da dietro con incavo dell'avambraccio dell'aggressore che avvolge il collo. È così che Liliana è stata uccisa, strangolata da dietro?
Ancora dalla relazione a firma Cattaneo. Da dopo il ritrovamento del corpo non risultano esservi state manovre post-mortali tali da poter giustificare l'insorgenza della frattura. Inoltre, conclude il paragrafo della relazione, il corpo è stato semplicemente traslato su un sacco mortuario e lì rimasto fino all'esecuzione della TAC, dove la suddetta frattura era già percepibile. Dunque sorgono le domande. Perché nella relazione della prima autopsia non viene indicata quella frattura già presente all'esame TAC? Perché Cattaneo invece la rileva? Perché il tecnico Molinari, dopo 3 anni dall'esame autoptico, invoca una sua probabile responsabilità? Si attendono risposte. Si attendono risposte, quindi vedremo se ci sarà una svolta appunto da questa presa di posizione abbastanza netta da parte della Procura di Trieste. Allora vediamo ancora la crisi in regione, è un altro argomento di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, la crisi chiusa e giunta blindata, intesa trovata fra gli alleati. Il presidente Fedriga presenterà una mozione e chiederà il voto di fiducia. Esecutivo regionale confermato. Ora il nuovo accordo programmatico sui temi chiave. Qui vediamo anche l'intervista di ieri che abbiamo realizzato anche noi all'uscita proprio dal vertice di maggioranza. Massimiliano Fedriga chiude ufficialmente la crisi aperta la scorsa domenica. La maggioranza ritrova la coesione puntando proprio sulla leadership del governatore e investendolo del ruolo di garante dell'unità del centrodestra regionale e di arbitro della coalizione. Esclusa l'ipotesi di un rimpasto di giunta, le deleghe degli assessori resteranno invariate e Fedriga presenterà in Consiglio una mozione su cui chiederà la fiducia, mozione che si baserà su un nuovo accordo programmatico i cui contenuti saranno definiti nei prossimi giorni con l'obiettivo di mettere nero su bianco linee d'azione condivise sui temi chiave dell'amministrazione regionale, su tutti la sanità. Poco prima delle 18, dopo quasi 2 ore di vertice di maggioranza inframmezzato da una pausa a caffè, il governatore è uscito dal palazzo della regione andando incontro ai giornalisti affiancato dai segretari e ai politici appunto di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, Marco Dreosto della Lega, Sandra Savino di Forza Italia, Angelo Compagnon dell'UDC e dal portavoce e responsabile della lista del presidente Edoardo Petizziol. Allora anche noi abbiamo realizzato appunto questa intervista importante appunto dopo il vertice di maggioranza ieri sera, possiamo risentirla insieme. Vabbè, Presidente, come è andato? No, bene, devo dire che come avevo preannunciato ieri all'uscita dall'incontro con la Presidente del Consiglio, la coalizione ribadisce la sua compattezza. Abbiamo, penso, risolto anche quelle incomprensioni che non c'è dubbio sono stati nei giorni pregressi. La coalizione insieme mi ha chiesto di assumere un ruolo aggiuntivo di garante di arbitro della coalizione per garantire continuità e rilancio dell'azione stessa dell'amministrazione e per questo presenterò in Consiglio una mozione sulla quale chiederò la fiducia. Ci sarà un rimpasto di giunta? Non ci sarà un rimpasto di giunta, viene confermata la fiducia a questa amministrazione regionale da parte di tutte le forze di coalizione nell'attuale conformazione. È con queste parole che il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha di fatto archiviato la crisi all'interno della coalizione di centrodestra dopo il tavolo di oggi pomeriggio in compagnia dei segretari regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tutto questo sfocerà poi in una mozione. Il documento programmatico del centrodestra avrà forma di mozione da presentare al Consiglio regionale su cui il Presidente Fedriga porrà la questione di governo. Al centro di questo documento sarà preponderante il tema sanità. I principi sono appunto quelli che noi dobbiamo lavorare in un clima nel quale tutta la coalizione sia coinvolta, ma tutta la coalizione assuma la responsabilità delle scelte fatte e per questo tutti i partiti di maggioranza mi hanno chiesto di farne da garante e da arbitro. Il terzo mandato, ieri Zaia ha detto che a livello nazionale si parla di una possibile legge nazionale per il terzo mandato. Sì, noi possiamo ovviamente legiferare, detto questo è chiaro che a livello politico se ci fosse una scelta così a livello nazionale secondo me velocizzerebbe anche le scelte della regione, non c'è dubbio, perché ovviamente troveremmo un'unità di intenti a livello nazionale e a livello territoriale.
Sentito col ministro Ciriani? C'è una ipotesi di legge sul terzo mandato a livello nazionale. Ma io non è che so se lo sa Fratelli d'Italia, leggo le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia che mi sembra abbiano aperto una discussione, parlo dal ministro Lollobrigida, all'onorevole Donzelli, si è aperta una discussione a livello nazionale, su questo se ne discuterà. Ha sentito il ministro Ciriani in questi giorni? Non ho sentito il ministro Ciriani in questi giorni, però insomma lo sentirò nei prossimi. Allora, torniamo sul giornale, sul piccolo, proprio analizzando la questione anche del terzo mandato. Vediamo che in Campania De Luca medita una lista autonoma contro tutti. Il governatore uscente appoggerebbe un candidato di fiducia, trema il centro-sinistra. Ancora Fedriga, troppe tensioni, serviva un chiarimento, avanti più forti e coesi. Il governatore avrà il ruolo di arbitro e garante della coalizione, come chiesto da Fratelli d'Italia. Se ci fossero stati stravolgimenti nell'esecutivo avremmo sconfessato un lavoro che è stato buono, dice Fedriga in questa lunga intervista sul piccolo. Poi vediamo i nodi sempre della politica, rimpasto offerto dalla Lega, Fratelli d'Italia ha detto no all'ipotesi. Qui vediamo il ministro ai rapporti col Parlamento Luca Ciriani, ha vinto la linea della continuità ma non sono mancate tensioni tra gli alleati, trattativa serrata conclusa con la conferma di tutta la squadra di giunta. Ancora i commenti, insomma vediamo anche Riccardo Riccardi al centro, insomma un po' nell'occhio del ciclone, sorrisi, strette di mano e pacche sulle spalle, un sospiro di sollievo, quello di Cristina Mirante, che non dovrà prendersi in carico la sanità e potrà continuare a seguire le infrastrutture. La crisi è finita, superata con un accordo raggiunto in poco più di 2 ore che dovrebbe rinsaldare l'azione della maggioranza all'insegna della continuità. In che modo sarà scritto nel documento che verrà redatto nei prossimi giorni. Quello che è certo è che Fedriga si giocherà gli ultimi anni della sua amministrazione con la stessa squadra, perché l'ipotesi rimpasto ventilata nei giorni scorsi è rincorsa con gli ultimi febbrili tentativi anche ieri mattina e alla fine sfumata. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città in questo sabato mattina. Allora sentiamo l'assistente scelto Marco Cernecca, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Inizierei col dire che il traffico sulla rete stradale del comune, da quanto possiamo vedere, è scarso e quindi senza nessun tipo di problematiche inerenti alla viabilità. Non abbiamo al momento segnalazioni di incidenti. La notte è passata tranquilla con interventi di routine da parte delle nostre pattuglie e fortunatamente non c'è stato nessun tipo di sinistro stradale. Ricordo per la mattina c'è una cerimonia presso il Parco della Rimembranza, sì, con inizio alle ore 10 e le nostre pattuglie saranno sul posto per la viabilità. Sempre oggi è previsto, come sabato ecologico, è previsto a Santa Croce il posizionamento dello scarrabile della Cegas appunto per questo appuntamento. Sempre oggi però verso la sera alle 19:10 è prevista una processione a San Giacomo da via dell'Istria a Campo San Giacomo e le nostre pattuglie saranno sempre sul posto per la viabilità e anche saranno presenti chiaramente in via Flavia per la partita di basket Trieste-Brescia. Ricordo solo un altro appuntamento che durerà da domenica a venerdì. In orario notturno sono previsti dei lavori di rifacimento di segnaletica appunto notturna in Viale Miramare, a Barcola e in Corso Cavour. Per la giornata odierna altre cose non avrei da ricordare, per cui vi tornerei la linea augurando un buon sabato a lei e a tutti i telespettatori. Buon sabato e buon lavoro anche a lei e ai suoi colleghi, grazie. Grazie. Allora, noi andiamo avanti a leggere ancora i giornali e torniamo sul caso politico della regione. C'è anche il commento da parte delle opposizioni. Qui vediamo la segretaria del Partito Democratico regionale. Hanno partorito un topolino, galleggeranno fino al 2028, dice Caterina Conti. Le reazioni del PD al vertice di maggioranza che ha sancito la tregua. La segretaria Conti, un rito inutile, l'esito era già stato scritto a Roma. Intensifichiamo da oggi il lavoro
lavoro per un'alternativa a questo centrodestra arrogante e inetto che vogliamo battere, dice Conti. Vediamo ancora l'anniversario della strage, ne parlavamo prima, l'omaggio a Falcone, sradicare la mafia. Fra voto e astensione la sfida dei referendum, i promotori si mobilitano, si gioca sul quorum, la sfida per i referendum dell'8 e 9 giugno con i promotori che cercano di mobilitare l'elettorato, mentre nella maggioranza si punta ad abbassare i toni, evitare la polarizzazione o si invita esplicitamente a disertare le urne. Salvini sfida il Colle, ripresenta le misure sui controlli antimafia. Il vice premier chiede per il ponte le stesse norme delle Olimpiadi, opposizione all'attacco mentre il centrodestra cerca una soluzione. Arresti a Sorrento, il silenzio del sindaco, parla il collaboratore. Ancora per la politica arriva il test delle comunali, Schlein lancia la sfida a Meloni, 2 milioni chiamati alle urne. E qui siamo alle notizie di prima pagina un po' di tutti i giornali, la guerra commerciale, Trump minaccia contro l'Europa, tariffe al 50%, Apple nel mirino, l'agenzia Moody's conferma il rating BA3 dell'Italia, alza l'outlook a positivo, la revisione da stabile a positiva. Allora, vediamo il piccolo, sempre ma nelle pagine di Trieste della cronaca, vediamo il caso, non le prescrive gli psicofarmaci, il medico denunciato viene assolto. Cinquantenne chiede la terapia al telefono, la dottoressa vuole prima visitarla e arrivano i carabinieri. Telefona alla dottoressa per chiedere che le prescriva degli psicofarmaci a base di oppiacei, ma il medico risponde invitando la paziente, una cinquantenne triestina, a farsi prima visitare. Lei cosa fa? Va dai carabinieri e presenta una querela per rifiuto o omissione d'atti d'ufficio. La vicenda si è conclusa da poco in tribunale con l'archiviazione del caso da parte del GIP, dopo che il PM incaricato dell'indagine ha appurato il comportamento professionale della dottoressa. Il malore a Muggia, 2 infarti ravvicinati, operaio fortunatamente fuori pericolo, ormai fuori pericolo di vita l'operaio bosniaco di 58 anni, dipendente di una ditta edile, che la scorsa settimana aveva avuto un doppio infarto. Uno si era verificato mentre stava lavorando in un cantiere in una casa privata a Muggia, l'altro durante il ricovero in ospedale. Le cure fai da te nel dopo Google, oggi c'è l'intelligenza artificiale, come cambia il ruolo dei sanitari e l'attività negli ambulatori ai tempi dei chatbot. Qui vediamo il medico di medicina generale a Trieste, Luca Maschietto, che parla appunto di questo fenomeno. C'era una volta Google, oggi c'è l'intelligenza artificiale, tradotto fino a poco tempo fa ci si presentava in ambulatorio con molti dubbi e qualche ipotesi di soluzione ai propri problemi di salute da sottoporre al medico, mentre oggi si arriva direttamente con la terapia fai da te in tasca e l'obiettivo di ottenere una prescrizione rapida, insomma un fenomeno legato alle nuove tecnologie e anche un po' alle convinzioni, insomma, delle persone di poter fare da sé. Aggressione con il martello tra ubriachi, 4 identificati, la violenza in largo Bonifacio, pugni, calci, persino qualche colpo inferto con un piccolo martello in pieno pomeriggio davanti alle vetrine di bar e negozi e sotto gli occhi dei passanti. Abbiamo anche le immagini della zona con l'intervento delle volanti della polizia. L'aggressione è scoppiata ieri in largo Bonifacio all'inizio di viale 20 settembre, da poco erano passate le 14:30 quando 4 persone sono venute alle mani, fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave, erano in 3 contro 1, da una parte 2 uomini e una donna, dall'altra un uomo, tutti alterati dall'alcol, una circostanza quest'ultima che avrebbe contribuito all'esplosione della violenza. 20 assalti in un mese e mezzo, rubati 2.000 euro in una sartoria, la raffica di furti nei negozi e nei locali continua, colpita anche via Dalviano. Qui vediamo la sartoria dove è stato perpetrato questo nuovo furto, la sartoria Luca di via Dalviano, presa di mira dai ladri. Sono stati rubati 2.000 euro del fondo cassa. Allora rivediamo insieme il nostro servizio.
Hanno ancora paura i titolari della sartoria Luca in via Dalviano 37. Ieri mattina la coppia di cinesi, al momento di aprire la serranda del negozio, ha notato subito il vetro rotto della porta d'ingresso. Poi hanno scoperto che mancava il fondo cassa, 2.000 euro. A quel punto non hanno potuto fare altro che chiedere l'intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, poco a loro volta hanno potuto fare se non appunto rilevare l'entità del furto. Nessuna traccia utile ad una neppur parziale identificazione dei responsabili, nessuna telecamera di sicurezza all'interno del piccolo locale e i titolari non risultano essere assicurati contro un simile evento. I ladri hanno avuto gioco facile nel penetrare all'interno del locale, giacché la serranda esterna non era stata chiusa a chiave. La coppia, a Trieste da 10 anni, non ha dunque potuto fare altro che formalizzare la querela e rimettersi dietro il bancone fra aghi, fili, forbici e macchine da cucire per lavorare come se niente fosse successo. Pensavamo fosse un luogo sicuro, è l'unico commento che si riesce a strappar loro, ma a telecamera spenta. Rieccoci in diretta, 7:34 del mattino in questo sabato. Allora andiamo a vedere ancora i giornali oggi in edicola. Cominciamo in questa seconda parte della nostra rassegna stampa con le notizie internazionali sul Corriere della Sera. Diamo un'occhiata al caso del giorno: dazi, Trump attacca l'Europa, prelievo del 50%, borse a picco, i mercati dell'Unione Europea bruciano 183 miliardi di capitalizzazione. Tajani, servono pazienza e lavoro. Vediamo ancora i timori di Giorgetti, serve un accordo, continuare a trattare l'obiettivo di un'intesa come quella con Londra, dice il ministro. Ancora sempre avanti sulla questione europea, Bruxelles chiede rispetto, no alle minacce, la Polonia presidente di turno, non è detto che Washington passi dalle parole ai fatti, le attese sui negoziati. Donald vuole fare cassa, ma adesso è il deficit il suo tallone d'Achille, il male oscuro del dollaro, sintomo di sfiducia. Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent. Vediamo questo lo scenario disegnato da Federico Fubini. Harvard, stop all'offensiva di Trump, accolto il ricorso sugli stranieri, giudice blocca temporaneamente il provvedimento, può provocare danni irreparabili. Qui vediamo la responsabile della sicurezza degli Stati Uniti lancia la monetina, la ministra Noem alla Fontana di Trevi, un tratto di penna per ripicca che cancella i sogni degli studenti. Si torna naturalmente alla questione degli studenti stranieri. C'è un clima di paura nel campus, fra gli allievi colpiti anche gli israeliani e la principessa del Belgio. Accuse alla Columbia, viola i diritti degli ebrei. Questo succede a New York. Sempre sul Corriere della Sera vediamo la guerra in Europa, Lavrov no al dialogo in Vaticano, Mosca farà una proposta di pace. Il capo della diplomazia russa dice ci aspettiamo un documento da Kiev, ma i raid continuano. Ancora questo per quanto riguarda l'Ucraina, è iniziato lo scambio 1000 per 1000, l'ansia delle famiglie e dell'intelligence in attesa dei prigionieri. I funzionari ucraini finora liberati 390 anche civili. La spinta americana per la Santa Sede, così è nata l'illusione della trattativa. Anche Zelensky tra i promotori, dal Vaticano non erano arrivate né smentite né rilanci. La possibilità di una soluzione romana dopo i colloqui di Vance con il Papa e Gallagher. L'allarme del Papa sul riarmo, a pagare non siano i più deboli, un rischio la troppa fiducia, ma c'è grande mobilitazione per favorire la mediazione anche sotto missili e droni. Il nunzio apostolico a Kiev, una città un'unione positiva. Sempre per quanto riguarda gli scenari internazionali, vediamo la preoccupazione dell'Europa per un passo indietro degli Stati Uniti e per una fase ancora più cruenta. Meloni agli alleati, Mosca non fa nulla per la pace, non vuole o non può? Questa è la domanda della Premier. Serve una voce unica nei negoziati, con Israele si tenga aperto il dialogo. Lupi, noi un ponte con gli Stati Uniti, in Europa è tornato l'antisemitismo
antisemitismo. Questa è l'intervista a Maurizio Lupi. Poi Elly Schlein, Meloni ponte tra USA ed Europa, solidità zero, come quello di Salvini, e condanni nettamente Netanyahu. Questa è la posizione invece della segretaria nazionale del Partito Democratico. Spero che ci siano le elezioni anticipate, noi siamo pronti, dice. Torniamo sul piccolo di Trieste. Allora, no di Mosca sul Vaticano, noi siamo ortodossi, Zelensky punta a Berna, sempre sulle crisi internazionali. Ancora stretta sugli stranieri, Harvard fa causa e un giudice la blocca. Andiamo a vedere, blocca la stretta evidentemente. Ancora il caso d'attualità di cronaca terribile, l'udienza Parma, neonati sepolti, Chiara a giudizio per l'omicidio dei suoi bambini. L'udienza per la giovane è stata fissata per il 30 giugno. La difesa ha parlato di incapacità di intendere e di volere. Impronta di Sempio, c'è una consulenza, si cerca il sangue. I consulenti di Alberto Stasi al lavoro per trovare tracce. L'ordine degli avvocati richiama i legali dell'indagato, comportamento misurato. Questo tutto sul giallo di Garlasco. Ancora l'indagato è sindaco nel Cremonese, ha abusato di 4 pazienti, medico ai domiciliari. Il legale della madre sul giallo della donna scomparsa, rapita, non risulta. Ancora inchiesta sulle curve a Milano, processo ai capi ultra, PM chiede 16 condanne. DNA di una bomber, un altro cold case, altri 60 giorni, 11 indagati in stand-by da 2 anni. A chi appartiene il profilo genetico? Ennesima proroga. Le difese, i periti vengano a spiegarci i motivi. La caccia all'attentatore del Nord-Est che dura ormai da troppi anni, sta diventando infinita l'attesa per conoscere l'esito della perizia ritenuta decisiva sul caso Una Bomber nell'ambito del procedimento giudiziario in corso a Trieste. Gianpietro Lago, ex comandante del RIS di Parma, ed Elena Pilli, antropologa molecolare forense già preziosa nell'inchiesta sull'omicidio di Yara Gambirasio, 2 professionisti di fama e assoluto valore, avevano la data di sabato 24 maggio, ovvero oggi, come termine ultimo per presentare i risultati del loro lavoro, ma il GIP di Trieste, Flavia Mangiante, su richiesta dei periti medesimi, ha concesso loro altri 60 giorni di tempo, quindi si slitta ancora questo termine. Non sapremo oggi novità sul caso Una Bomber. Alettone delle Frecce, sparito dopo l'incidente avvenuto a Pantelleria, era in vendita su eBay. Offerto il componente dell'MB 339 a 10.000 euro, base d'asta a 100. L'equilibratore di coda è stato poi sequestrato dai carabinieri, giustamente direi. Allora, il Friuli Venezia Giulia, stagione estiva sui monti, ecco i prezzi delle funivie. Trovate tutto sul piccolo oggi, fissati da una delibera della Giunta, sono rimasti invariati rispetto all'anno scorso. L'assessore regionale al turismo Bini dice offerta concorrenziale e poli attrattivi anche d'estate, impianti gratis per i bambini sotto gli 8 anni, riduzioni per gli under 20. Zanolla, presidente del comitato di gestione del FRIE, questa la nomina. Torniamo a Trieste, vediamo la consegna da parte della Fondazione CR Trieste per una spesa di 165.000 euro alla società di volley, basket e rugby, i 5 pulmini a sostegno dello sport. Usateli e condivideteli con altre realtà. Qui vediamo Enrico Eva che catechizza, fra virgolette, i rappresentanti delle 5 società beneficiarie dei pulmini. Anche noi eravamo a questa consegna importante da parte della Fondazione CR Trieste di questi pulmini per le società sportive, appunto di volley, basket e rugby. Sono 5 pulmini da 9 posti ciascuno, consegnati ad altrettante società sportive del territorio, una donazione fatta ieri dalla Fondazione CR Trieste, che conferma così l'impegno del sodalizio a sostegno proprio dei giovani e dello sport. Rivediamo insieme il servizio.
5 pulmini Jumpy Combi Citroen donati alle associazioni sportive dilettantistiche Triestina Volley, Veniulia Rugby Trieste, Pallavolo Altura, Centro Gioco Sport Coselli e alla USD Jadran. Tutte realtà sportive radicate attive sul territorio e selezionate in base all'attività svolta in ambito locale e al numero di giovani coinvolti. Ancora una volta a sostenere l'iniziativa è stata la Fondazione CR Trieste. Oggi doniamo con felicità, con gioia, 5 pulmini a 5 società sportive. Fra una decina di giorni avremo altri 5 mezzi che saranno dati a altrettante realtà importanti cittadine, non solo sportive ma importanti. Fondazione crede da sempre nello sport, soprattutto nello sport giovanile. Far viaggiare ragazzi, atleti e mini atleti come vedrete oggi in sicurezza ritengo sia una giusta ricompensa per tutti, soprattutto per le famiglie che dedicano tempo nel portare i ragazzi e quindi nell'educarli oltre alla forma sportiva anche ad una coesione sociale. Quindi oggi un'iniziativa assolutamente lodevole, una spesa, voglio sottolinearla, ma per citare quanto la Fondazione ci crede, di 165.000 euro, quindi sono 33.000 euro alla fine di spesa per singolo mezzo di trasporto, e consegniamo dei mezzi assolutamente sicuri, anche belli ed eleganti per far viaggiare i nostri atleti nella regione e speriamo non solo nella regione se i risultati sportivi lo consentiranno. Allora, ancora sul giornale, restiamo in tema di sport, il Giro d'Italia, la capitale di rosa vestita, la capitale in questo caso è Gorizia con Nova Gorizia, attesa ed emozione a Gorizia per l'arrivo della corsa. Gorizia si è tinta di rosa, pronta a vivere l'intera giornata all'insegna dell'arrivo del Giro d'Italia in omaggio all'anno della capitale europea della cultura condivisa con Nova Gorizia. Se il clou a livello agonistico è pure spettacolare, con il passaggio delle frecce tricolori a festeggiare il vincitore di tappa e la maglia rosa è atteso alle 16:30 circa in piazza Transalpina, l'atmosfera della corsa rosa terrà banco dalle 13 alle 19 in piazzale della Casa Rossa, dove sarà allestito Giroland, il villaggio del Giro con musica, animazione e divertimento. La città da parte sua si è preparata ad abbracciare la corsa e i suoi protagonisti illuminando di rosa prima il Palazzo Municipale e da ieri sera anche il castello che la guarda dall'alto, con installazioni e vetrine a tema, dove sono in alcuni casi comparse le mascotte ufficiali firmate Trudi. A Gorizia è nato pure un dolce speciale, quello dedicato al Giro, da una pasticceria di Corso Italia, come racconta Confcommercio Gorizia. Insomma, sono tante le iniziative, qui vediamo alcune realizzazioni per questo passaggio del Giro d'Italia, a cominciare dalla bellissima illuminazione del comune, del municipio di Gorizia in rosa. Transalpina e Casarossa protagoniste con Nova Gorizia, un'unica città, il percorso e i principali divieti, e naturalmente c'è anche questo aspetto, gli eventi a Cormonse Gradisca pronte al passaggio, tutto il programma, la statua di Lussino nel mirino dei Vandali, in meno di 3 anni danneggiata 6 volte, vediamo qui la scultura dedicata a tutte le donne lussignane con mariti marittimi, proprio da quel punto li salutavano prima che si imbarcassero, un caso che vediamo nelle pagine dell'Istria, Quarnero e Dalmazia, sulla bellissima isola di Lussino. Andiamo a scorrere velocemente, questa è la pagina dedicata allo sport business, il forum dei campioni, e l'abbiamo visto già in prima pagina con la presenza anche di Zico, del grande campione del passato dell'Udinese in modo particolare. Allora, vediamo la pagina di economia, invece Risico, Unicredit ricorre al TAR del Lazio contro i paletti del Golden Power. La pronuncia del tribunale è attesa entro un mese, la battaglia con Banco BPM si gioca così sul piano legale. Ancora avanti sempre sul piccolo, ma nelle pagine di Gorizia, no a nuovi impianti idroelettrici, così si maltratta il fiume Isonzo, dicono gli ambientalisti. Possiamo vedere la pagina. Eccola qui, gli ambientalisti e la consigliera Fasiolo del PD contro il cantiere aperto a Valle del Ponte 8 agosto. Qui vediamo alcune delle immagini del ponte. È morto a 88 anni Bruno Tortul, fu il paladino della Madonnina, lottò contro gli allagamenti del rione cittadino. Le mura del castello con luci high tech, c'è il via al progetto da 720.000 euro. Invece la pagina di Monfalcone, molto rappresentata
rapidamente, stallo sul contratto, pronti gli scioperi anche a Monfalcone. L'ultimatum sindacale, ripresa delle trattative entro venerdì, altrimenti gli operai fermeranno le fabbriche il 20 giugno. L'avvertenza dei metalmeccanici e le ripercussioni locali. Ieri la mobilitazione dell'USB. Studio in cantiere perché non si ripeta la tragedia amianto, l'accordo tra fondazione del gruppo e l'Università La Sapienza di Roma. Si parla ancora appunto della tragedia dell'amianto. Ancora le strategie, patto con Ancona e Zara sulla nautica nell'Adriatico, le strategie legate al distretto di settore e al supporto delle piccole e medie imprese in comune a Monfalcone. Ancora un murale lungo 28 metri racconterà l'ex ferrovia. Qui vediamo un'immagine di quella che fu la ferrovia a Monfalcone e ora è diventata una bella pista ciclopedonale. Torniamo a Trieste, ancora nelle pagine appunto di Trieste del Piccolo, vediamo la sentenza, osteggiava la relazione della figlia 18enne, lei lo denuncia, assolto. Il papà era finito processo per maltrattamenti e insulti, gli era stato applicato anche il braccialetto elettronico, tensioni familiari dopo che la ragazza era andata a convivere con un uomo maturo, accuse di minacce, schiaffi e cinghiate, il giudice il fatto non sussiste. Aveva lanciato il marito dal terrazzo di casa, giudicata in abbreviato, la moglie in tribunale per i fatti di Opicina. Sarà giudicata con il rito abbreviato la 41enne slovena Miranda Birsa, finita in carcere con l'accusa del tentato omicidio del marito, il 46enne André Nuvoli. La donna aveva lanciato dal balcone il coniuge dopo un violento litigio nella loro abitazione Ater di Opicina in via dei Papaveri. Questo quanto emerso dalle indagini. Seguiti 1.500 minorenni dai servizi sociali comunali assieme a 4.000 famiglie. La tavola rotonda promossa dall'assessore Tognolli e dalla struttura organizzativa del municipio fotografa la complessa realtà cittadina. Se ne è parlato ieri al convegno Giovani e Famiglia promosso dai servizi sociali del comune. Ancora laboratori e donne dei record, accende i motori Mare Nord-Est. Aperta la 14ª edizione dell'evento dedicato a 360 gradi al mare, 3 giorni di appuntamenti in città. Rivediamo il servizio. Apertura ufficiale della 14ª edizione di Mare Nord-Est con cerimonia nel salone di rappresentanza delle regioni. Oggi al via le attività con il villaggio in Piazza Unità, dove si svolgerà la 3 giorni di rassegna con la partecipazione di numerosi ospiti, tutti collegati da un denominatore comune, l'amore per il mare. Fra diversi campi di competenza, da quello sportivo a quello culturale, dall'ambiente alla didattica, dai ricercatori agli esploratori, il mondo marino sarà spiegato in maniera approfondita, termine calzante in particolare quando si parlerà delle scoperte dell'habitat sottomarino. Poi tanta divulgazione con le scuole protagoniste nel giorno di inaugurazione, spettacoli, laboratori e uno spaccato sugli sport legati al mare. Gli ospiti che abbiamo quest'anno sono tutti ospiti di levatura internazionale, mondiale, ognuno dei quali sicuramente ha all'interno quella passione, quella determinazione, quella forza che noi nel nostro piccolo come Mare Nord-Est tentiamo di avere per sviluppare tutte quelle tematiche ambientali che abbiamo a cuore, quindi preservare il mare, ma come si può dire, interagire con esso in maniera tale da avvicinare i popoli, come per esempio attraverso la nuotata delle 3 nazioni, che secondo noi è un esempio bellissimo, diciamo, di cooperazione tra Italia, Slovenia e Croazia, e con un occhio particolare sul focus appunto che sono 3 nazioni, ognuno con la propria rappresentanza, con la propria maniera di essere, ma allo stesso tempo accomunate da un mare che è quello nord Adriatico che noi amiamo in maniera proprio preponderante. L'evento gode del supporto di moltissimi enti, in primis la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'Università, ma anche associazioni, forze armate e specialisti del mondo della subacquea, della fotografia e della ricerca, con impronta specifica di alcuni enti del territorio. Una rassegna sempre più ricca che abbraccerà un pubblico di tutte le età e che promuove un messaggio importantissimo: il rispetto del mare, dell'ambiente in generale, dei valori dello sport e dell'impegno sociale. Allora andiamo a vedere ancora, abbiamo parlato prima delle frecce tricolori che oggi passeranno su Gorizia e Nova Gorizia per festeggiare l'arrivo del Giro d'Italia, ma domani a Grado è il giorno delle frecce, quindi occhio a divieti e deviazioni. L'ordinanza della polizia locale, i dettagli delle modifiche alla viabilità ordinaria in occasione dell'Air Show da via Marconi al Parco delle Rose, dove non si potrà parcheggiare né passare. Si presentano numerosi
come da tradizione i divieti. Scrive Antonio Boemo sul Piccolo, lo spettacolo con l'evoluzione delle pattuglie e dei velivoli acrobatici inizierà alle 16, mentre il finale clou sarà ovviamente quello delle frecce intorno alle 17. La Polizia Locale di Grado con un'ordinanza prevede infatti per domani una serie di disposizioni, istituisce fin dalle 8 fino a fine manifestazione il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata di tutti i veicoli in via Marconi nel tratto compreso tra Riva Slata per Viale Dante Alighieri e in via Enrico Fermi nel tratto compreso tra Riva Ugo Foscolo e Viale Argine dei Moreri. Inoltre dalle 15.30 alla chiusura dell'evento nelle stesse vie è disposto anche il divieto di transito per tutti i veicoli a esclusione dei mezzi d'emergenza e soccorso, polizia, protezione civile e organizzazione. Quindi trovate tutte le direttive del comune di Grado sul Piccolo di oggi. Andiamo a vedere anche lo sport, la pagina sportiva, basket, playoff, Serie A, gara 4, tutta Trieste a Valmaura. Dopo la sconfitta di Treviso con polemiche sull'arbitraggio, i biancorossi tornano a casa con l'obbligo di battere Brescia. La tavola per gara 4 l'apparecchia Jamian Christian nel dopopartita di Treviso, arrabbiato, deluso, offeso dal comportamento di una terna arbitrale alla quale non le ha mandate a dire. Giovedì sera nella sala stampa del Palaverde il coach americano ha parlato chiaro: le cose che ho visto in campo non vanno bene, questi ragazzi per i competitors e i giocatori che sono meritano rispetto. Ma rivediamo insieme il servizio di Marco Stabile. Una sconfitta amarissima per una Trieste in testa anche di 18 punti nel corso del match, in cui il merito di Brescia è stato quello di far pagare ai biancorossi ogni singolo errore e ingenuità commessa nella seconda parte di gara. Il finale recita 70-80 e suona quasi come una mezza sentenza, con i biancoblù sul 2-1 nuovamente con il fattore campo nelle proprie mani. Dopo uno start difficile con i plavi Ivanovic e Bilan subito a segno, Trieste si affida a Ruzier che apre le danze con 2 triple che danno fiducia ai biancorossi. Dai play triestino all'ala dell'Indiana McDermott, entrambi subito in campo vista l'assenza di Ross per il problema al polpaccio. Il tiratore centra 2 conclusioni pesanti che aprono il parziale di 11-0. La squadra di Christian, che moltiplica le rotazioni ottenendo un'intensità difensiva pazzesca da chiunque entri in campo, vola sul più 10 con il semigancio di Candussi che chiude il quarto sul 23-11. La formazione di Poeta subisce una sorta di shock psicologico dalle 2 stoppate in serie di Kelly combinate all'aggressività offensiva di Brown che mette 8 punti in un amen. Una zingarata in area di Ruzier segna il più 18. Poi, quando Barnell e Kwonu entrano in partita, ci pensa un dominante Jutov a mettere il fisico in marcatura e in attacco. La fisicità di Barnell porta il primo parziale positivo per i biancoblù, con Trieste che chiude sul 41-29 a metà gara, registrando anche la prima schiacciata dell'anno di Valentine. Assurdo, invece, il rientro in campo nella ripresa. 6 liberi in un lampo concessi e trasformati da Della Valle per le ingenuità di Kelly e Ruzier. Poi la tripla di Rivers per il glaciale 9-0 di Brescia. La partita si riapre completamente e la difesa ospite cresce. Brown e Jutov aiutano Trieste a resistere nel momento più difficile, ma Rivers risponde colpo su colpo e la tripla alla fil di sirena di Kwonu fissa il 56-57. Brescia nell'ultimo quarto tocca subito il più 8 con Dur che prima confeziona un gioco da 3 punti, poi viene perso in alley-oop. Infine una palla persa sanguinosa consegna un lay-up facile a Ivanovic. I palloni gettati al vento iniziano a pesare, 16-6 il dato impietoso al termine per una Trieste che sembra buttar via la partita. Brown si erge a protagonista in un momento di totale blocco offensivo della squadra, ma gli ospiti sono bravi a capitalizzare il margine costruito e a servire Bilan. In un finale che potrebbe regalare ancora sorprese, gli arbitri affibbiano un tecnico e un'espulsione a Brown, rovinando un finale di match che avrebbe ancora potuto regalare delle sorprese.
Allora, ancora sul piccolo, la pagina delle culture, Let's Play, 3 teatri al Sartorio, ritorna la rassegna estiva teatrale che unisce la Contrada, il Miele e lo Sloveno. Protagonisti Enrico Bertolino, Lino Marrazzo, Marcella Serli e Massimo Navone. E qui vediamo alcune immagini, la presentazione poi della 5ª edizione di Let's Play. Poi ancora Corvide di Marta Cuscunà con gli sguardi di specie in Lis. Vediamo ancora Addio a Sebastião Salgado, lo sguardo in bianco e nero su un mondo senza tempo. L'abbiamo visto in prima pagina anche su altri quotidiani, tra cui anche il Corriere della Sera. Il grande fotografo brasiliano è morto all'età di 81 anni nel 2024 a Trieste. La mostra, la ricorderete, è la mostra fotografica Amazonia. Qui vediamo un celebre scatto di Sebastião Salgado e il fotografo proprio a Trieste per la mostra del 2024. Si è spento a Parigi lo sguardo lucido e sensibile di Salgado. Il celebre fotografo brasiliano aveva 81 anni e pochi fidati amici sapevano della malattia che ha portato ieri alla morte uno dei più grandi interpreti della fotografia del nostro tempo. Allora andiamo ancora a vedere altre notizie. Prima di passare ancora ai giornali, devo comunicarvi che oggi, sabato 24 maggio, torna la raccolta alimentare promossa dalla Caritas diocesana di Trieste a favore dell'Emporio di Solidarietà, il progetto attraverso il quale la Caritas si propone di dare sostegno alle famiglie che anche in città vivono situazioni difficili, di difficoltà economiche. Molti nuclei familiari infatti sempre più spesso si trovano a fare i conti con la perdita del lavoro, con situazioni lavorative precarie e bassa intensità, con problemi legati alla salute personale o di un familiare o con uno sfilacciamento della rete parentale di sostegno. Quindi per tutta la giornata di oggi, qui vediamo alcune immagini delle passate edizioni, ci si potrà recare nei punti di vendita aderenti, facilmente riconoscibili grazie alle locandine ufficiali, e consegnare parte della propria spesa ai volontari, alle volontarie di Caritas diocesana e delle tante realtà coinvolte nell'organizzazione. Ogni persona potrà scegliere quali e quanti prodotti donare, quindi questa è la giornata per poter donare appunto una parte della propria spesa a favore della Caritas diocesana e quindi delle persone che da essa vengono aiutate. Allora torniamo ancora alla lettura dei giornali. Come vi dicevo, allora c'è tutto l'inserto sul piccolo riguardante lo sport forum. Allora vediamo che ci si occupa ad esempio anche di Barcolana 57 già in prospettiva, sui giochi, lo stato dell'arte dei cantieri dalla cabinovia Socrates alla viabilità. Mancano poco più di 8 mesi all'inizio delle Olimpiadi e le opere in fase di realizzazione sono molteplici e funzionali alla buona riuscita dell'evento. Ancora l'orgoglio delle imprese dello sport, c'è spazio per continuare a crescere. Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, racconta le sfide delle aziende che hanno reso il distretto Veneto un fenomeno mondiale. Ancora qui vediamo insomma tutti i protagonisti e il programma del forum, eventi, dialoghi e sport praticato, 5 città e 50 appuntamenti. Dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Danilo Slocar della Lega. Bentornati in diretta, 8:05 del mattino in questo sabato. Diamo subito il buongiorno a Danilo Slocar. Buongiorno. Buongiorno Laura, ben arrivato. Grazie dell'invito. Allora, grazie a lei per essere qui e abbiamo subito delle mail, dei messaggi dai nostri telespettatori, tra cui un nostro Io scommetto che Visintin, Claudio Visintin è grande Claudio, però io preferisco Graziella. Preferisce Graziella, lo dice anche nella mail. Ah, sì? Dice preferisce Graziella, a me non mi calcola, insomma, non mi bada chissà. Perché io so che è innamorato di te Laura, sai, per questo.
Allora, buona giornata a due amici da Claudio Visentin. Attenzione Laura, Danilo è un birbacchione, ecco così. Danilo, non svicolare la mia domanda, semplice semplice. Ricordo che fin dal 2011 c'è stata una spontanea e crescente mobilitazione popolare dei cittadini di Trieste, tutti uniti al fine di ottenere il rispetto e non la finta attuazione dell'allegato ottavo, e non solo. Non ti sembra si tratti di un contrasto insanabile, nei fatti anche una contraddizione in termini, insomma, questa mancata applicazione? Ma io potrei rispondere così, visti gli anni che ho e visto che comunque mi sono occupato anch'io di questo argomento. Credo che sia una bellissima realtà il territorio libero di Trieste, però è irrealizzabile, o meglio, è una questione che viene decisa dalle grandi potenze. Noi purtroppo possiamo fare quello che vogliamo, quello che crediamo, ma noi non siamo in grado in nessun modo di incidere questo. Sono scelte fatte da altri e come sempre noi le scelte le subiamo, nel bene e nel male. Quindi Claudio, ritengo che l'allegato ottavo, che va al di là del TLT, per l'amor di Dio, e in parte certe cose sono state e vengono applicate. Quindi noi, se quello che abbiamo oggi in zona industriale con la BAT e altre realtà, qualcosa di questo si sta mettendo in atto. Certo. Vedremo nel tempo. Vedremo, insomma, Sì. un percorso. Un percorso, sì. Allora, c'è Piero invece che scrive: buongiorno, chiedo al gentile ospite di Sveglia Trieste, Danilo Slocar, un'opinione. A suo parere il generale Vannacci può essere considerato a livello nazionale ed europeo un trade union ideologico tra Lega e Fratelli d'Italia? Grazie della risposta. Beh, insomma, una domanda politica. Una domanda politica è anche molto attuale per quanto riguarda il mio partito. È vero. Ed è per certi aspetti un affrontare determinate situazioni che noi a oggi non le abbiamo mai affrontate. La Lega nasce con varie anime. Nasce in realtà non secessionista ma federalista, ed è continuata in termini federalisti. Poi il mondo è cambiato anche qua, quindi come dicevo prima, purtroppo le situazioni, essere trade union tra due partiti diventa secondo me azzardato. Ognuno di noi ha la sua storia. Se il generale Vannacci ha fatto questa scelta e la Lega ha fatto questa scelta, evidentemente qualcosa di comune potrebbe esserci. Certo, dobbiamo stare attenti, persone come me, che sono della prima ora nate federaliste, trovarsi nazionaliste diventa un po' però noi vigileremo, controlleremo e condivideremo le cose, perché non è che quello che dice Vannacci non sia condivisibile, perché la deriva che noi stiamo adesso affrontando è tale, tanta, complicata. Quindi più una condivisione di temi, insomma. Di temi, non è più una questione ideologica, è una questione di temi sociali. Purtroppo la società è colpa nostra, di chi amministra. Capito. Di chi fa le leggi, di chi poi alla fine queste leggi le va a fare applicare con persone che hanno le armi spuntate. Io voglio veramente ricordare e ringraziare tutte le forze dell'ordine che noi abbiamo di tutti i tipi, dai vigili del fuoco alla polizia, ai carabinieri, alle guardie di finanza, a tutti quanti, ai vigili urbani, con quelle paghe che hanno, perché dobbiamo ricordare che anche questo vale anche per i medici, per gli infermieri, veramente sono tutti quanti sottopagati, però ricordo con quanta abnegazione fanno il loro lavoro e poi si trovano, per esempio le forze dell'ordine, a arrestare una persona, non l'hanno neanche arrestata, che questa è già fuori. E quindi la politica dovrebbe mettere nelle condizioni le forze dell'ordine, tramite la magistratura, i giudici, magari aumentando le carceri, perché noi abbiamo bisogno di più carceri, e le persone non metterle fuori, bisogna farle fare carcere, e usare la polizia che vada a usare, perché noi vediamo ogni giorno, no? Siete voi testimoni sul territorio,
Bisognerebbe avere gli ordini di usare maniere più forti. Allora, anche oggi ci sono episodi che sono riportati ad esempio dal giornale a livello locale proprio per quanto riguarda la sicurezza e i crimini insomma, che vengono perpetrati, che si chiamano proprio così, i furti, no? Con spaccata, le rapine, eccetera. Anche oggi ce n'è un altro, insomma 20 assalti in un mese e mezzo, analizza il Piccolo. Rubati questa volta 2.000 euro in una sartoria, ma non è tanto il singolo episodio quanto il ripetersi, no? Laura, il problema è questo. Martello tra ubriachi, insomma, vabbè, insomma, ci sono diversi... Ma quello può succedere, è sempre successo. Il problema è un altro, che noi ci troviamo nelle condizioni che, mentre una volta c'erano i vari il maresciallo Scalabrin di Servola, piuttosto che il Scozzai della polizia, ti posso garantire che tutti quanti avevano il terrore che questi che venissero presi da lui, no? Magari non gli faceva niente, però oggi non hanno paura di niente. Si rivoltano contro, ti aggrediscono, i poliziotti non sono neanche più sicuri e ci sono persone che vogliono evitare in tutti i modi le reazioni dei poliziotti. Io capisco che in alcuni casi possa essere... Ma se tu non fai del male, non hai rischi che qualcuno ti metta le mani addosso. È chiaro, quindi questo insomma è un po' un tema che viene portato spesso, no? Questo buonismo di facciata mi fa veramente... le persone insomma lo sottolineano. C'è Giorgio che ci scrive un saluto all'amico Danilo, vorrei sapere la sua opinione riguardo i problemi della Tirso, 160 dipendenti che ormai con l'uscita di scena della Roncadin sono senza lavoro, grazie. Allora è drammatica, sì. Io devo riconoscere fin da subito che l'assessore Alessia Rosolin era subito intervenuta in quella situazione, tanto è vero che hanno trovato insieme a Federica e tutta la giunta la soluzione della Roncadin. È una situazione che secondo me la società che voleva acquisire ha preso paura probabilmente delle maestranze. Noi abbiamo purtroppo la forza lavoro è mediamente in età avanzata e diventa complicato. Questa è una mia chiave di lettura, no? Magari non sarà questa. Io mi auguro veramente che facciano un ulteriore sforzo nel trovare un altro, però diventa complicato. Diventa complicato perché sembrava quasi cosa fatta, certo. No? Ormai è un po' il discorso, di tutta la realtà industriale. Noi siamo lontani da tutto, no? Trieste è comunque un lembo di terra lontano dal mondo produttivo, anche se bisogna riconoscere che la regione Friuli-Venezia Giulia è una regione che in 7 anni ha portato dei bilanci da 80 milioni a 1 miliardo e 400 milioni, vuol dire che tante aziende si sono insediate in Friuli-Venezia Giulia e funzionano, abbiamo delle realtà di sviluppo portuale, ferroviario, viario in aumento. Il problema è che non siamo ancora troppo veloci rispetto al tempo e ai problemi che abbiamo. Allora, Alberto ci scrive: buongiorno, nessuno fa menzione del 24 maggio, buon lavoro, vabbè, come commemorazione. Io non vorrei fare battute in questo momento dove tanta gente ha perso la vita, infatti. Però la metto veramente come battuta. Io considero Trieste fino all'Isert, per cui quindi, il 24 maggio era un po' più come il Piave era un po' più in là, anche se devo dire mio nonno è stato cavaliere di Vittorio Veneto, quindi insomma in famiglia l'avete ricordato. Esatto. Allora, se siete diventati nazionalisti, dice Igor, lasciate stare la Lega e tornate alle origini con un altro progetto. Bossi si definiva antifascista, la Lega Trieste usa ancora i colori austro-ungarici, mollate il capitano e tornate alle origini. Questo è il suggerimento di Igor. Igor, per certi aspetti non posso darti torto, no? Hai anche però la vita continua, il mondo si trasforma, non è che continua, si trasforma. Bisogna prendere tutto quello che c'è di buono, no? Probabilmente neanche noi non eravamo consapevoli sul discorso del secessionismo. Vediamo che
una realtà federale. Vediamo Massimiliano che si sta battendo come un leone per l'autonomia di questa regione. Noi siamo una regione che continua ad andare avanti con quella filosofia. Probabilmente dobbiamo far capire che l'autonomia, non noi solo, ma tutta Italia deve capire che l'autonomia è la democrazia di una nazione. Quindi Bossi era, l'altro giorno poi guardavo delle fotografie che eravamo assieme, era un'altra epoca. Un'altra epoca. Un'altra epoca, non è altri anni, un'altra epoca. Proprio un'altra epoca, si va avanti, insomma. Bisogna seguire e essere propositivi, non negativi per forza di cose. Chiarissimo, allora con questo arriviamo proprio alla crisi in regione, superata, insomma ricomposta. C'è anche la vignetta però di Marco Inglaro che volevo far vedere, spiaggia Bao Beach, strano che ste volpi non pensa una spiaggia comune per cani e gatti, come in comune in regione, così una battuta sui litigi, no? Le baruffe che ci sono state. Sempre state. Sempre state. Io ricordo che io sono più anziano tanto più anziano di te, sono sempre state le baruffe ma neanche di potere, di posizione. Io credo che è stata una crisi, secondo me non è ancora risolta. Però rispetto di quello insomma che arriveremo a una ricomposizione. So una cosa peraltro, che in regione tremavano, ma non la maggioranza, l'opposizione. Tremava perché usciti di là andavano a casa. Tutti, buona parte anche della maggioranza, certo. Però la paura di nuove elezioni con quello che comporta, quindi con l'uscita, io sono uno di quelli che parzialmente è uscito dall'agone della politica attiva, anche se sono comunque presente nel direttivo, ho dei ruoli anche istituzionali su altre cose, però il ruolo che avevo prima come legislatore non ce l'ho più e mi rendo conto che per tante persone è un'opportunità di vita e che domani mattina non ce l'hanno più. Capito. Sono più preoccupati loro. Io vedevo l'altra sera a Ring, infatti facevano tipo Moretti, diceva dei luoghi comuni, no? Però diciamo che il sospiro di sollievo, dice lei, è più da parte dell'opposizione che della maggioranza. No, è di tutti e due, però più per l'opposizione. Però più per l'opposizione. Perché doveva rimettere insieme le fila per ricostruire qualcosa per andare alle elezioni, non sono pronti in assoluto. Allora, e sono anche lì come cane gatto, perché sono divisi su tutto, cominciando dal Partito Democratico con le anime interne. Con le varie anime insomma, che lo compongono, e anche qui è sempre stato. Tutti quando fanno i furbi, ma... E qui andiamo proprio sul giornale, no? Federica, troppe tensioni, serviva un chiarimento, avanti più forti e coesi, il governatore avrà il ruolo di arbitro e garante della coalizione, questo ruolo che è stato richiesto da Fratelli d'Italia. No? Sì, io sono contento che Fratelli d'Italia prenda atto del grande collante e grande lavoro che rappresenta Massimiliano Federica. Io e Federica Seganti siamo stati i primi ad accogliere Massimiliano Federica quando aveva neanche 14-15 anni in Lega e abbiamo visto questo enfant prodige veramente della moderazione, di come è riuscito a portare a casa i risultati concreti per questa regione. Ricordo che da 7 anni che governa la regione, in maniera autorevole, non autoritaria, autorevole, ha portato un bilancio da 80 milioni del luglio del 2018 a 1,5 miliardi oggi. Quindi diciamo che la politica si fa con i soldi, non con le chiacchiere, portare i soldi sul territorio. Lui è riuscito, grazie alla presenza che ha avuto negli anni a Roma e ai buoni uffici che ha avuto sicuramente giù a Roma con la politica, è riuscito a far valere il ruolo della regione, oltre
ad essere riuscito lui insieme a tutta la giunta, ai funzionari che tanti sono anche molto capaci, è riuscito a fare una svolta a questa regione. Quindi insomma adesso la crisi si dice è chiusa, la giunta è blindata. Io mi auguro che sia chiusa, io mi auguro, perché i colpi di coda ci sono sempre. Potrebbero esserci ancora, insomma, all'interno della maggioranza. Ripeto, il buonsenso porta a governare, perché il cittadino ha bisogno che venga non governato, che venga governato il territorio. Certo. Il cittadino non deve essere governato, il cittadino deve usufruire del governo del territorio. Chiarissimo, anche il ruolo scomodo, insomma l'assessorato scomodo che è stato all'inizio, insomma così il caso Vorrei ricordare, noi ne abbiamo discusso, io mi ricordo ormai 7 anni fa, è stato scelto secondo me l'assessore migliore che potevamo avere. Innanzitutto poi c'è sempre il medico di turno che voleva fare lui l'assessore, però perché si sente con titolo a essere. Io ricordo invece che secondo me lì ci doveva essere veramente un politico per gestire il ginepraio che c'era dopo dopo i danni che ha fatto la Serracchiani demolendo la sanità della regione, perché lei l'ha veramente demolita. Ed era o azzerare completamente la sanità all'epoca, e ciò voleva dire veramente una catastrofe per la gente che aveva bisogno dei servizi. È un percorso lungo, questo qua, non facile, sicuramente non perché poi tra le altre cose voglio ricordare che il 45%, i 3/4 anche di più del bilancio della regione va in sanità, va in servizi, no? Quindi dobbiamo anche questo pensare. E poi abbiamo le persone che lavorano nel mondo della sanità, purtroppo mal pagati. Ma mai pagati. Qui scrive proprio su questo Vadim: buongiorno alla gentile conduttrice e al suo ospite. Purtroppo i salari e le condizioni di lavoro dei nostri dottori e anche insegnanti spingono molti di questi a cambiare lavoro o a trasferirsi all'estero. Pensando al futuro, come possiamo cambiare questa situazione? Sono contratti nazionali firmati dalle sigle che vanno a protestare in piazza con le bandiere, no? Che invece di protestare dovrebbero collaborare per portare benessere insieme a quelli che stanno cercando di gestire con la politica le cose. Non è facile, andare in contrapposizione è sempre utile, ma nello stesso tempo anche dannoso. Allora, abbiamo una telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Dino. Ascoltavo adesso l'ex consigliere Slocker, no? Ma io non so dove vive Slocker. Si vede che vive a Trieste, vive sui tavolini ancora a rassimolare qualche aiuto da parte della Lega, perché quando ti sei presentato intanto la gente non ti ha voluto, perciò dovresti essere anche coerente con le tue affermazioni che fai. Quello che hai detto della Serracchiani in parte è vera e in parte non è vero, perché quando c'era la Serracchiani, e io non sono di sinistra, però mi dà fastidio che a costo anche di fronte alla verità le persone negano l'evidenza. Basta leggere i giornali ogni giorno, basta leggere come commenti anche di dottori di destra che dicono che va male la sanità. Con la Serracchiani, se avevamo bisogno di fare una visita ospitalistica, l'avevamo entro 30 giorni il massimo. Certamente, puoi informarti quanto vuoi, ma sì, infatti la gente forse non avrà fatto il tuo sulla scheda perché queste cose non le hai seguite, perché raccontando bugie e non raccontando la verità in televisione, la gente non è scema. È il momento di prendere perché venivi, facevi ridere, con gli occhiali, questo e quell'altro. Però ricordati bene che la sincerità e la verità sul bisogno della gente, soprattutto. Vabbè, insomma, ma guarda Dino, non è un problema. Adesso saranno breve le elezioni, si presenti con un partito di sua fiducia e si presenti, venga a fare al posto degli altri la politica per il territorio.
faccia lei il politico che guida la sanità, visto che lei si sente tanto così preparato nell'affrontare queste cose. È in una situazione però difficile, no? La sanità diceva di lo sappiamo, no? Cioè, non è che prima, neghiamo questa situazione. Si nega questo, no? Anzi, insomma, era una sottolineatura che volevamo fare anche proprio a livello politico. C'è scritto anche sul giornale oggi, addirittura l'assessore Amirante, no? Che avrebbe in teoria dovuto poi prendere in carico questo. Ma chi si prende in carico una cosa simile? No? Cioè, non è sicuramente facile gestire. Io veramente ammiro la pazienza e la volontà. Riccardi ha tutto meno che interesse nel guidare. Lo fa per titolo veramente di presa posizione 7 anni fa e di una promessa fatta a Federica. Credo che chiunque prenda in mano un assessorato come questo è esplosivo. Assolutamente. Allora una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Sul discorso della sanità sì? volevo dare un'indicazione. Dica. Nei trattati europei, Maastricht e Lisbona, è chiaramente definito che la sanità deve diventare privata. Infatti, quando siamo entrati nell'Unione Europea, da servizio sanitario nazionale siamo passati ad azienda sanitaria nazionale, col chiaro proprio intento di farla funzionare tipo un'azienda, quindi assieme alle altre aziende private, in quanto l'Europa vuole che lo Stato si liberi e sia il più piccolo possibile nella gestione della cosa globale. E quindi tutti, destra e sinistra, devono attuare questo mandato. Finché noi sosteniamo l'Unione Europea abbiamo queste regole. Il problema è dire basta, non seguiamo più queste regole e usciamo dall'Unione Europea, ma nessuno ha il coraggio di farlo. Grazie. Capito Gino, grazie. Insomma, c'è già nel nome il programma. No, ma il discorso che fa è corretto. Il problema è che noi abbiamo già visto queste cose qua tantissimi anni fa. Ne parlavamo del caso della siringa, no? Sì. La siringa da noi costava, faccio un numero, 500 lire, sì. Nel meridione o piuttosto da altre parti a Milano costava 1000, no? O 2000. Perché? Perché il privato controlla le spese e il pubblico mi manda piccone, non è un problema, no? Questo è, però deve offrire un servizio di qualità. Noi dobbiamo dare un servizio a tutti, al povero e al ricco. Questo è un problema. La sanità non può essere una questione di lusso, non può essere che tu vai a farti le lastre certo, aspettare un mese nel pubblico e in privato vai domani mattina. No? Questo non può succedere, no? Purtroppo appunto è quello che succede. Quello che succede. Ma quello che succede, io posso dire una cosa, io la mia esperienza di salute e ne ho e vivo con questi, perché tutti quanti poi dicono ma io ho anche i miei problemi, certo. E devo dire che però riscontro un servizio comunque pubblico eccezionale, con persone eccezionali, con grande difficoltà anche affrontano i problemi del lavoro in ospedale piuttosto che in altre, però sono bravissimi. Cioè noi non possiamo, devo dire la verità, noi ci lamentiamo nel Friuli Venezia Giulia, ma non c'è granché da lamentarsi. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia di Danilo Slocar, a fra poco. Bentornati in diretta, 8:33 del mattino. Allora abbiamo una telefonata già in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Buongiorno Franco Lega da Udine Nord. Allora, signor Slocar, no? Parlate, ma di sicurezza non parlate. Il metal detector è stato usato a Roma, è stato usato anche lì alla Riviera, ma perché non viene usato anche nelle piazze? Perché?
Perché non andate tutto il Consiglio Comunale dal prefetto e dal questore a vedere il perché non mette il metal detector, che sarebbe utile per tutti quanti e aiuterebbe le forze dell'ordine a trovare chi ha i coltelli in tasca, chi delinque, insomma, non lo fate. Aveva ragione Bossi, gente della Lega col freno tirato. Aveva ragione il Bossi, grande Bossi. Anche Franco rimpiange la gestione, insomma l'iniziativa di Bossi. Altri anni, lo dicevamo prima. Grazie, però Franco. io vorrei rispondere a Franco che è presente ogni giorno, è una, come dicono a destra, una tarma. Una tarma, una no? tarma. Dicevo una colonna, no? Sì, una tarma, non una colonna. Va bene. Allora, volevo dare questa risposta che l'avevo già detto prima. Il problema non sono i politici, perché nessuno di noi vuole vedere la situazione di degrado che stiamo vivendo. L'immigrazione incontrollata è una realtà internazionale che stiamo subendo tutti per scelte di qualcuno, perché queste cose qua ormai sono scientifiche, non credo più nel caso. Vengono sicuramente dalla crisi che c'è in giro per il mondo, dalle fame, dalle guerre, da tutte queste cose qua, però va anche detto che non siamo in grado di dare degli ordini, di controllare, e il problema non sono le forze dell'ordine, il problema non è della politica che non va dal prefetto, perché sistematicamente vanno a parlare, ogni settimana c'è un rapporto col prefetto Signoriello, che tra l'altro lo saluto, mi dispiace che se ne va perché è stato un buon prefetto, e ci troviamo nelle condizioni che qualsiasi cosa che faccia le forze dell'ordine purtroppo loro sono col freno a mano e qualcuno glielo ha tirato su. Nel momento che tu non puoi tenere, e questo qua vale per l'Italia ma vale anche per la Slovenia, perché non è più così come una volta che fuori li prendevano 4 sberle a chi faceva dei danni e finiva là. Non è più così. No. Il rispetto giusto, doveroso per le persone che delinquono, però ha superato il limite della decenza, perché credo che un ceffone in più non farebbe male per certe persone. Io mi dispiace, è una cosa forte che dico, però vi posso garantire che queste persone qua continuano a delinquere, perché solo la forza fisica li ferma, niente altro. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. No, non c'è la telefonata o forse è caduta la linea. C'è invece la mail di un signore che lamenta invece di servizi nella sanità. Dice: la sanità funziona, signor Slocar, dice Franco, un altro Franco, non da Udine. Devo fare una visita dermatologica e non è possibile a meno di aspettare dai 450 agli 800 giorni in ambulatorio a 70 km da casa mia. Certo, ci sono delle eccellenze, ma per queste prestazioni di routine, diciamo così, bisogna rivolgersi ai privati pagando nonostante l'enormità delle tasse pagate. Su questo insomma punta il riflettore, signor Franco. Ci sono le cose, certe cose è chiaro, le abbiamo detto che non funzionano. Sì, non è che tutto quanto va bene, però in termini assoluti noi della nostra sanità non possiamo lamentarci, ringraziando sempre i medici e tutti gli infermieri, tutto, perché essi hanno un'abnegazione verso il lavoro, verso il servizio che fanno. Rimane però il problema che certe persone hanno dei problemi e non riescono a risolverli. Quindi per questo motivo qua bisogna lavorare avanti, lavorare assieme per portare a casa i risultati. Tornando invece al momento politico, Slocar, abbiamo parlato appunto di questa crisi rientrata, insomma ha detto chiaramente, insomma, spero che sia rientrata, diciamo che convitato di pietra in tutta questa questione c'era la questione del terzo mandato, no? Per il Presidente Federica, ma anche, come aveva detto bene prima, la questione dell'autonomia anche in qualche modo, no? della nostra regione. Non solo della nostra regione. E non solo della nostra regione. Non solo della nostra regione. Noi abbiamo una visione autonomista e federalista dello Stato, che riteniamo è una formula che funziona, perché dare più poteri sapendoli poi amministrare è una soluzione
che sicuramente calza meglio di tutto. Il problema è che questa contrapposizione c'è, è innegabile, no? È vero. Io credo che il buon senso ci porterà ad arrivare, ripeto, Federica non è l'uomo che vuole il terzo mandato per se stesso. Beh, francamente Federica può andare dove vuole, uomo internazionale è diventato, non è più, ecco, ricordiamo che è il presidente, insomma, no? Di tutte le regioni d'Italia, gradito da tutti, no? Quindi parlare di lui, di uno che occupa una carega, penso che sia veramente ingiusto. È stato detto anche questo, no? Si è detto anche questo. Allora, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e a Danilo Slocar. Buongiorno. Buongiorno. Allora Danilo, io vorrei spezzare una lancia per la sanità, perché ho avuto dei problemi tempo fa, 2 anni fa, quando le liste erano bloccate. Sono andata allo sportello dell'URP a Catinara. Dopo 2 ore mi hanno telefonato e avevo gli appuntamenti, punto. Devo continuare a fare le mammografie per problemi. Allora il medico di base mi ha detto, la segretaria del medico di base mi ha detto è arrivata tardi perché ci vuole 1 anno e mezzo per fare la mammografia. Sono andata al CUP a prendere l'appuntamento, l'ho dato dopo 3 giorni, senza nessuna referenza o d'altro. Dopo sono rimasta basita, pensavo sia l'anno prossimo. Ok, un'altra cosa, adesso devo fare la MOC, me l'hanno data in marzo del 2026, va bene, c'è un letto solo o 2 per fare la MOC. No, cioè che cosa mi cambia la vita se la faccio adesso o se la faccio 1 anno? Non mi cambia niente, assolutamente niente, perché intanto se devo rompermi mi rompo e basta, anche se faccio la MOC, no? Per cui ho preso appuntamenti con 2 specialisti, perché dall'oculista, e mi permetta, dalla ginecologa vado da chi voglio io, non vado del primo che capita. Penso che tutti facciano così. Bene, ci vogliono più di 30 giorni in privato. Allora adeguiamoci un po', non si può pretendere di avere la richiesta oggi e di fare l'esame domani, e se avete l'urgenza di fare l'esame andate prima. Io per prendere gli appuntamenti del sangue che faccio ogni anno, e avendo una malattia cronica, vado al 1° di gennaio, vado a prendere l'appuntamento per aprile, maggio, quello che mi serve. Non si può pretendere tutto da un momento all'altro. E non parliamo più poi dell'era della Serracchiani, che ho avuto delle diatribe tremende, con fratture alle gambe che non si risolvevano in nessuna maniera. Grazie, ringrazio tutti. Avanti Danilo con questa giunta e non molliamo mai, grazie. Grazie Nivea, buona giornata. Insomma, questa è la voce invece di un'altra... Ma ce ne sono tante così, aspetto, no? Non è, torno a dire, se noi dobbiamo fare semplicemente una contrapposizione politica, facciamola, no? Però dico, nella concretezza delle cose, francamente, se prendi persona per persona, vedi, ripeto, ci sono dei problemi sicuramente, però non possiamo vedere la situazione così. Dicevamo prima insomma, che è un assessorato difficile. No? È complicato da gestire, quindi le criticità ci sono. Però allora c'è Renata che ci scrive: la mia esperienza dice che con impegnativa di una visita da prenotare entro 4 giorni ho avuto l'appuntamento per il giorno dopo, quindi se c'è l'urgenza si viene accontentati, insomma, fra virgolette. No? E poi dopo c'è il problema delle distanze, no? Uno dice sì, però me l'hanno data a Gorizia o Udine, no? Ho capito, però signori miei non possiamo avere sotto casa, la regione funziona così, cerca, meno male, perché questa è la dimostrazione che cerca di ottimizzare le strutture che ha. E i posti liberi che magari ci sono. Dobbiamo anche questo, perché poi tra le altre cose abbiamo visto con i vari ospedali che dicono non vengono chiusi, i punti nascita, no, i punti nascita. Dobbiamo avere massa critica, perché se i medici lavorano bene è perché lavorano. Perché se tu hai un caso ogni settimana, invece di averlo ogni giorno, diventa molto più bravo il medico che si esercita continuamente. No? E quindi questo insomma è però deve essere pagato.
però devono essere pagati. Il problema di prima, no? Il problema dei salari, delle paghe. E questa cosa qua è un problema di contratti nazionali, che è questo il discorso, perché noi non possiamo aumentare le paghe in regione. E quindi questo dovrebbe essere risolto a livello nazionale in sede di contrattazione proprio, certo. No? È chiaro. Allora, tornando invece ai temi... sì, dopo entriamo nel marasma nazionale, che alcune regioni funzionano e altre non funzionano. Sì. Quando si chiede l'autonomia, si chiede l'autonomia proprio per questi motivi qua, perché l'autonomia ti permette a funzionare meglio. C'è proprio oggi il caso sul piccolo nella cronaca triestina, non le prescrive gli psicofarmaci, il medico denunciato viene assolto fortunatamente, perché insomma è stato un caso particolare e c'è anche un approfondimento interessante in realtà, che forse è anche figlio del periodo pandemico e del così dilagare di consigli su Google, ma adesso anche sull'intelligenza artificiale, no? Le cure fai da te nel dopo Google, oggi c'è l'intelligenza artificiale, come cambia il ruolo dei sanitari e l'attività degli ambulatori ai tempi dei chatbot, sempre più difficile mi viene da dire probabilmente, no? La medicina fai da te è un problema anche questa, grave, no? No? Anche questo infatti, quindi insomma... A tutti quanti noi, perché la prima cosa che facciamo andiamo a informarci, andare a vedere su internet, però insomma facciamo attenzione, mentre la cronaca, come vediamo, appunto ci propone ancora naturalmente tutte queste problematiche di sicurezza. Si è parlato molto della possibilità di introdurre controlli di vicinato, controlli appunto da parte anche col coinvolgimento diretto dei cittadini. Lei sarebbe favorevole? Sono stati stanziati anche mezzi dalla regione per questa cosa qua, economie importanti per la regione. Dobbiamo in qualche modo entrare in questa logica. Logicamente non possiamo farci giustizia da soli, perché per questo ci sono le forze dell'ordine, ancorché con le armi spuntate, però non dobbiamo farci assolutamente giustizia da soli, anche se a volte ti prende veramente il nervo, perché quando vedi una donna di 80-90 anni picchiata in casa e questi qui presi non gli fanno niente, e viva Dio, no? Aveva fatto molta impressione la signora rapinata, no? Guardate, è una cosa incredibile, no? Perché trovarsi con i ladri in casa penso che sia un'esperienza a una certa età, a qualsiasi età, terribile, perché questi non guardano in faccia a nessuno. E sono in aumento questi episodi. Sono in aumento, questa si chiama microcriminalità, sì, esatto. Nonostante che devo dire, dal precedente questore, che lo salutiamo, che è andato via, ma la nuova questore che ha veramente messo il timone verso, sia per quanto riguarda la microcriminalità, verso il problema dei giovani che sono incontrollati. Io abito dalle parti di Piazza Goldoni, guardate che... E il problema sta nelle persone che vengono da altre parti del mondo. Non accettano in nessun modo la nostra cultura. Questo è un problema. Questo è un grande problema, perché qua non sono persone... Nelle parti di Piazza Goldoni o in qualche modo c'è... Sì, ma guardate che la storia del McDonald's, la Scala dei Giganti, piuttosto... E qui non è un enclave che potrebbe essere quelle di Piazza Garibaldi, no? Chiaro. Qui abbiamo Piazza Goldoni, inizio del Viale e alcune altre parti della città che sono in mano, non in mano, ma sono queste persone, tu le vedi e non devi, addirittura devi calare lo sguardo, perché questi qui ti guardano con anda di sfida. E non sono in nessun modo riconducibili a una linea di educazione, la più basica. È quello che manca, insomma, questo è il passaggio. E mi fa paura per i ragazzi nostri che non hanno gli anticorpi. Tuo figlio un domani si troverà in strada con queste persone che non si porgono neanche perché non sono nati tra le baruffe. Esatto, e quindi come fai? Anche la possibilità poi che succede in realtà di inglobare in queste sorte di bande. Insomma, questa cosa qua noi la dicevamo tanti anni fa.
e parlavamo anche con quelli che dicevano ma no, ma bisogna aprirsi al mondo. Ragazzi, però con regole comuni. Non può essere... E adesso queste persone qua, che erano... Noi sappiamo che la sinistra ha sempre portato avanti questa apertura verso il mondo. Ripeto, oggi questi genitori pagano i loro figli le volontà dei loro genitori, di permettere di accettare qualsiasi situazione che succede. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Anna, e vorrei segnalare la vergognosa manutenzione dell'ospedale di Catinara, che tutto sommato è nuovo, perché mi sembra sia stato augurato nel 1985 e purtroppo sono stata ricoverata tutto il mese di agosto a Catinara perché mi sono rotto il femore, 85 anni premetto, e mi sono trovata all'11° piano con quei climi caldissimi, senza aria condizionata. L'aria condizionata era solamente in corridoio, non nelle stanze coi degenti. In più il mio letto era vicino alla finestra, 11° piano, col sole sul letto, e in più la vetrata della finestra aveva un'enorme crepa tutto attraverso, e quando l'abbiamo segnalata sia io che le OS alla manutenzione, sono venuti gli operai dopo 5 giorni, hanno messo una meravigliosa striscia di quel nastro adesivo giallo e nero che segnala il pericolo e un cartello con scritto non appoggiarsi. Questa è stata la brillante manutenzione. Grazie al cielo non c'è stata bora, se no quella vetrata mi sarebbe caduta addosso. Io trovo vergognoso che un ospedale relativamente nuovo, non certo asburgico, sia abbandonato in quella maniera. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie, buongiorno. Pensavo fosse più giovane la signora, dalla voce era piuttosto, insomma... Assolutamente pimpante. Pimpante, però... No, ma la signora ha ragione nella situazione, però voglio ricordare che l'ospedale non è una giustificazione, però voglio ricordare che sta attraversando una ristrutturazione importante, sì, con tutti i problemi che hanno avuto le ditte che avevano preso l'appalto, no? Le gare che sono andate come sono andate, e meno male adesso sembrerebbe che sia partito tutto. E torno a dire, la signora ha ragione, perché chi vive quei momenti là li vive male, no? Quindi ha tutto il diritto di lamentarsi e protestare. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? No, è caduta la linea, ci sono varie mail che sono arrivate. Allora, che dire, una cosa sola, dice Sandro. Dunque, detto dal Roberti che in una giornata dove l'opposizione si era allontanata dall'aula per proteste, detto dallo stesso Roberti, avevano portato anche delle buone idee, ma non essendo presenti per spiegarle, le abbiamo eliminate senza discutere. Se veramente voi politici siete lì per il bene del popolo, avreste dovuto comunque parlarne, perché è indifferente da dove arriva una miglioria, dice Alessandro. Siete tutti uguali, a chiacchiere, grandi paladini, invece pensate solo a mantenere le careghe. Torna sì, io sono uno di quei peggiori, poi peraltro. Attaccato alla carega. Perfetto, guardi come sono... No, il discorso è questo, non è un confronto politico, è una contrapposizione politica, che è diverso. Chiaro. Il confronto va per arricchire tutti, la contrapposizione è per denigrare l'avversario. E io vi posso dire che, proprio in relazione ai bilanci che fa la Regione ha cercato di accontentare tutti, tutti, chiaro, dal primo all'ultimo. L'opposizione non è che ha fame di soluzioni, perché le soluzioni vengono affrontate sempre. Allora, Davide ci scrive: le telefonate parlano di esperienze personali nella sanità, quando però ci sono i numeri totali sugli sforamenti nei giorni per visite urgenti o impegnative per analisi varie. Così si continua a tifare per quelli che avete votato, destra o sinistra, invece di capire a fondo i problemi, no? Se la prende un po' con questo atteggiamento Davide, dice si continua a fare il tifo piuttosto che andare... No, ma io condivido che il tifo in politica non dovrebbe essere fatto.
sono atti concreti che devono essere giudicati. E sai come quando vengono giudicati? Alle elezioni. E quindi dopo 5 anni di governo Fedriga è stato rivotato col 64%. Questa è la verità. Di Piazza, tanto bistrattato, probabilmente avrà le sue, sicuramente, però alla fine della fiera ha fatto 4 mandati da una parte, 5 mandati da una parte, vuol dire che è una persona aggredita e non possiamo dire che Trieste che non abbia cantieri aperti. Forse ne abbiamo troppi, non eravamo preparati noi a questo, non eravamo preparati al turismo, lo abbiamo affrontato male, questo è il problema, ce lo portiamo avanti noi perché è un errore. Questo sì che è un errore. La gestione del turismo è un errore non dell'assessore, è una cosa tanto grande, tanto grande. Troppo e non eravamo pronti. E un attimo, è cresciuto in un attimo. La storia dei bed and breakfast ha demolito un po' tutto, dall'immondizia, tutto quanto. Eravamo calibrati per 10 kg di immondizie, ne abbiamo 20. Cioè siamo strutturati in una maniera non idonea. Però non è facile modificare gli stili di grandi numeri di una società. E gestire insomma tutto questo gradimento che fa ed è grande, e meno male che c'è, perché questo qui sono le nuove fabbriche del futuro, che non sono solo di tecnologia, ma anche di servizi. Anche di servizi. Cioè noi non abbiamo protestato per non avere la sferiera inquinante. Bene. Adesso verrà fatta questa nuova, però ci vuole del tempo e nel frattempo e comunque non si trova gente, non si trova personale, che poi sia poco pagato è altrettanto vero. Anche questo è un aspetto. Perché bisogna la gente, per farla lavorare devi retribuirla in maniera, non puoi pagare 3-4 euro all'ora, no? È vero, infatti. È una vergogna questa roba qua. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Francesco da Trieste. Francesco, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Niente, volevo segnalare una cosa. Da quando hanno dato questi bonus per le case, c'è stato evidentemente un aumento dei furti verso le abitazioni. E io vado al sospetto che questi qua, nel fare i lavori, facciano delle mappature, perché vanno a colpo sicuro. Cioè vanno a fare dei furti nell'abitazione, conoscendo perfettamente, sapendo dove poter agire e cosa fare. Attenzione, cioè bisogna che le autorità... Capito il sospetto che ha Francesco, allora dice con questi bonus sulla sicurezza... Ma sicuro può essere anche questo, sicuro, ma ci può essere tutto. Il problema è che comunque, anche se vengono prese queste persone, non gli fanno niente. La magistratura, i giudici, non hanno il potere, probabilmente non vogliono, lo so, non abbiamo carceri. Per prendere uno poi devi trovare la soluzione. Cosa fai? Una volta rubavi, andavi in prigione. Oggi non vai più in prigione. E quindi la certezza della pena, no? Ma non c'è la certezza della pena. Il discorso finale, insomma. Bravo Danilo, dice Roberto, polizia, carabinieri, anni 80 sarebbe giusto. Lo dicevamo ma prima, perché non hanno mica ucciso qualcuno, no? Hanno cercato di contenere, di guidare una realtà di una città che era anche all'epoca in subbuglio. Certo. Non è che avevamo, perché avevamo di tutto. Erano anni difficili, assolutamente. Erano anni difficili, no? Alla conduttrice, signora Bucarella e signor Slocar, e alla città una buona, se possibile, serena giornata, ci scrive il signor Gianni. Anche oggi, ascoltando la bravissima giornalista, il consueto bollettino di guerra, una guerra iniziata da quando sono arrivate tutte queste persone che pur bisognose d'aiuto non si comportano civilmente, da quando la città vive queste guerriglie, queste rapine. Io lo so e lo sanno tutti i triestini, non sapevamo quello che era lecito e quello che non era lecito fare, rispettavamo le autorità civili e militari, insomma eravamo civili. Tutto è cambiato da quando in modo sibillino si cerca di capovolgere la nostra civiltà, dice Gianni, ne fa un discorso. Gianni ha fatto un ragionamento che ho cercato di portare avanti anch'io, l'ha messo su carta in maniera puntuale, ed è questa la verità. Tra le altre cose, ripeto, mi spaventano i giovani, la massa di giovani che noi abbiamo, che non gliene frega niente di nessuno, sono spavaldi, si mettono le mani addosso a tutti, a tutti. Non vorrei, signori,
di permettere di dire sì poverini no, perché domani può capitare a tuo nipote, a tuo figlio, a tutte queste persone qua. Noi siamo fragili, non abbiamo gli anticorpi per queste persone. Questo è un problema, ma gravissimo, lo pagheremo negli anni. E credo che è troppo tardi, non riusciamo in nessun modo. Sì, non ce la facciamo più. Adesso che siete al potere assieme alla Meloni, scrive Paola, non potete cambiare le leggi per portare le pene più severe a chi commette reati, visto che in Italia non va più in galera nessuno. Ma quanto ha ragione lei? Quanto ha ragione lei? Il problema sta che c'è qualcuno, qualcosa o qualche entità che non permette questo, che guarda caso qualsiasi intervento viene fatto anche legislativo, di botto viene bloccato, o dalla consulta, o dal Presidente della Repubblica, o indifferente da chi. Perché questa è la verità. È come se queste persone avessero degli ordini internazionali di portare avanti questa situazione di confusione. Allora, grazie a Danilo Slocar per essere stato con noi questa mattina. Grazie. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. E porterò i saluti, chiamo Visintin perché benissimo, lui è francamente, io so, devo stare zitto perché ok, va bene. Grazie davvero. A tutti. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Luca Bressan del Partito Democratico, a fra poco. Bentornati in diretta, eccoci in compagnia di Luca Bressan della quarta circoscrizione del Partito Democratico. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, c'è già subito una telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sentiamo qualcuno, ma che c'è la telefonata, ma non sentiamo la voce. Nessuno. Vediamo se riusciamo a dialogare, forse è caduta la telefonata, fatemi sapere, allora ci riproviamo ancora un'ultima volta, no, è caduta la telefonata. Allora, c'è anche una mail da parte di Renata, si riallacciava a un dibattito che si stava facendo prima anche con l'ospite precedente sul comportamento dell'opposizione. La signora Renata dice in consiglio comunale, ma credo si riferisca al consiglio regionale, dice io credo che il comportamento dell'opposizione sia stato scorretto, uscire dall'aula non è opposizione, facendo così è equiparabile a non andare a votare, cosa che chi fa politica critica molto, dice Renata. Critica insomma questa posizione. Diciamo che penso che la posizione era differente perché si era in una situazione molto particolare, nel senso che di 10 assessori 7 avevano rimesso le deleghe in mano al Presidente della Regione, e quindi ci si domandava anche la legittimità di un consiglio regionale che di fatto risultava in una fase come quasi dimissionaria. È ovvio che non c'era ancora una scelta riguardo alle deleghe rimesse, ma era come che 7 assessori su 10 del consiglio regionale non fossero in carica coi pieni poteri. Quindi era una questione di quel tipo ed era giusto che si chiarisse qual era la situazione anche in seno alla maggioranza. Poi abbiamo visto che c'è stato questo incontro dopo il Festival delle Regioni, doveva tenersi già prima, poi c'è stato un problema di salute, o perlomeno questo è stato dichiarato da parte della Premier, c'è stato l'incontro tra la Meloni e Fedriga e adesso sembra che perlomeno ci sia la quadra con il programma per poter continuare fino alla scadenza naturale del mandato regionale. Crisi che poi si era aperta, almeno che da quello che si capisce ai giornali, per quanto tutti neghino, si è aperta sul tema del terzo mandato. Tant'è che era in discussione sia a livello nazionale, dove era stata impugnata la legge che riguardava la provincia autonoma di Trento, e quello è stato probabilmente uno dei motivi anche scatenanti, perché di fatto prima c'era stata la legge da parte da una regione ordinaria come la Campania, era stata impugnata, la consulta aveva detto che non era possibile il terzo mandato per le regioni ordinarie, però aveva lasciato aperto lo spiraglio per le straordinarie come il Friuli Venezia Giulia. In quel momento c'era anche un certo entusiasmo probabilmente per questa notizia, che è stato un po' smontato ovviamente dalla volontà del governo di impugnare la legge della provincia autonoma di Trento, tra l'altro con un voto non unanime neanche là, nel senso che la Lega Nord a livello nazionale ha votato contro come aveva penso già fatto comunque per la legge approvata in Campania. Quindi questa è un po' la situazione che ha determinato quell'astensione.
e di fatto penso che l'opposizione correttamente, anche nel senso su un clima di litigiosità della maggioranza non dovuta a tematiche che incidono sul quotidiano della gente, ma per questioni più legate al potere, quindi la possibilità anche di fare un terzo mandato, ovviamente si è distanziata, nel senso che non si sapeva in quel momento neanche se fossero in carica i pieni poteri effettivi 7 assessori su 10. Allora, torniamo al centro città, insomma, quella è la circoscrizione, no? Circoscrizione quarta, ma prima c'è la telefonata, mi dicono, è arrivata una telefonata, allora sentiamola, poi parliamo di una mozione presentata proprio da Luca Bressan che riguarda le aree proprio più centrali, le aree archeologiche, no? Del centro città. Sì. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. Allora, non sono arrivato a parlare quando era presente il signor Bucci, che si parlava dei parcheggi che manca in città per i turisti. Allora, noi non dobbiamo dimenticarsi che abbiamo un servizio autobus tra i migliori d'Italia. Allora, abbiamo due possibilità, per esempio, di posteggiare per i turisti che vengono attraverso l'autostrada. Abbiamo la possibilità di posteggiare al Ferdinandeo, no? dove c'è un parcheggio dove chi fa anche il Festival dei Celti, e dopodiché si ciappa la 11 e la 25 e si arriva esattamente in centro, vicino Piazza Unità, in corso. Sì. Questa è una prima idea, sperimentata da persone che conosco che viene dal Friuli. La seconda è sfruttare lo spazio che è alla fine di via Cumano, che la è vuota, che la è abbandonata, è un bel spazio pieno di caserme e tutto, dopodiché si ciappa la 18, magari la si potenzia, no? E si approfitta di questo spazio per fare i parcheggi per i turisti e quindi andare anche al museo d'Enriquez e anche al museo naturale, che nessuno lo nomina, nessuno nomina questi due. Mano, no? Esatto, sì, chiaro. Nessuno li nomina, quindi usare questi due parcheggi alla periferia con un servizio autobus che è perfetto a Trieste, che non esiste in città altre d'Italia migliori, e quindi si arriva in centro città senza cercare parcheggi, girare come trottole e quindi inquinare. Quindi potrebbe essere una soluzione. Chiarissimo, Sergio. Grazie a lei, grazie della proposta, insomma molto propositiva, no? Questa telefonata. Cosa pensa di quest'idea di Sergio? No, ringraziamo Sergio, è una tematica intanto importante e dimostra secondo me una scelta strategica sbagliata dell'amministrazione. Io credo che noi nella nostra esperienza, quando andiamo a visitare una città, difficilmente, per non dire mai, praticamente ci viene data la possibilità di entrare nel centro storico come turista. E quindi questo è un errore probabilmente fatto anche nel progettare. Adesso la stessa presenza, per quanto funzioni alla grandissima, di Parc San Giusto in pieno centro cittadino è un incentivo ovviamente ad arrivare con la macchina. Se consideriamo poi a questo il fatto che ad oggi, nonostante se ne parli, penso ormai da almeno più di un anno, ma anche di più credo, di mettere un sistema di display che indichi anche il livello di saturazione dei parcheggi, perché oggi uno che per esempio entra nella città, un turista, non sa neanche se è pieno per esempio il Parc San Giusto, molto spesso arriva là per scoprire che è pieno, crea un traffico inutile, questo porta inquinamento, porta più difficoltà ancora di mobilità per residenti e per gente che comunque lavora a Trieste, quindi ha una necessità di muoversi che è giustificata e quindi non è per motivi ricreativi. Perché anche l'altro tema è, quando uno va in una città per motivi ricreativi, ha tutto il tempo di muoversi in maniera molto più sostenibile. Tanto più che, come diceva il telespettatore, a Trieste c'è un servizio bus che è vanto, nel senso ce ne vantiamo tutti e dico anche chi amministra lo considera sempre una delle cose migliori che c'è e quindi andrebbe valorizzato, ma l'errore è proprio di strategia politica, perché come diceva il telespettatore esistono già oggi dei parcheggi di cintura. Se ci fosse stato un lavoro per far sì che chi arriva per motivi turistici in città
parcheggi l'auto fuori, quindi non arrivi fino al centro cittadino, probabilmente saremo in una situazione completamente differente. E questo è ancora più importante perché il problema di parcheggio non è che esiste oggi col turismo, è qualcosa che a Trieste è sempre esistito, nel senso sempre state difficoltà anche rispetto ad altre città, è molto caotica la situazione e quindi non avere la lungimiranza di capire che bisogna avere una strategia per evitare che i flussi turistici che stavano aumentando di anno in anno impattassero ancora più negativamente su questa situazione, ovviamente dimostra poca capacità e poca visione. Poi alla fine che si parli di opere, per esempio faraoniche, come il Park d'Annunzio, nel senso che riguardano da qui probabilmente ai prossimi, non lo so, adesso visto come vanno avanti i cantieri con che tempi, eccetera, eccetera, insomma. Sì, è una situazione che di certo non incide oggi, ma inciderà magari fra 10 anni, non è visione neanche quello, nel senso che prima bisogna valorizzare, è visione, ma prima devi valorizzare quello che oggi può comunque incidere, sì, c'è già, e può incidere e alleviare una situazione che è pesante. Che è pesante proprio a livello proprio degli ultimi anni, no? Sì, e crea anche conflittualità, perché poi c'è una certa esasperazione anche tra diciamo turisti e residenti, nel senso i residenti e chi lavora sono un po' esasperati anche da questo turismo non governato, no? Nel senso che non c'è un... E quindi c'è questo scontro, si perde un po' anche l'idea dell'opportunità che invece il turismo offre. No? Sicuramente è un'opportunità, però ci devono essere anche là una regia, diciamo, del pubblico, anche piccole accortezze ci devono essere per evitare che diventi un fenomeno negativo. Esatto. Allora, c'è questa mozione che riguarda in particolare le aree archeologiche del centro, no? E alcuni ritardi sui cantieri per il ripristino di queste aree. Sì, sono in particolare 3, avevo preso di evidenza. Questo è anche un tema collegato al turismo, nel senso che, per capirci, parliamo di turismo, anche il turismo dovrebbe avere una certa qualità. Allora è giusto, non è che nessuno è contro il turismo, però bisognerebbe valorizzare quello che ha una valenza turistica. Per tornare alla chiamata di prima, per esempio il Museo Enriquez, che a oggi non fa i numeri, ma questo lo ammette lo stesso Assessor Rossi, tant'è che ha l'idea per esempio di fare una riproduzione 1:1 del battiscafo Trieste, nel senso anche per cercare di valorizzare ancora di più quell'area, perché si sa che ha una potenzialità molto grande, ma oggi non è capace di attirare turisti. Quindi quelli sono i lavori, diciamo, che dal punto di vista turistico andrebbero fatti, anche perché fa sì che arrivi un turismo di maggior qualità, no? Anche che spende di più sul territorio. Certo. Perché adesso il rischio è quello di avere tanti flussi turistici, ma poi il conto che andrebbe fatto e che andrebbe capito è quanti soldi lascia il singolo turista a Trieste, nel senso, perché è quella la misura della bontà e del pregio del flusso turistico che abbiamo. E quindi la mozione cerca di interrogare e interroga, diciamo, l'amministrazione su dei ritardi dei cantieri. In particolare stiamo parlando dell'area archeologica nella zona di Via Crosada, perché ha chiuso, diciamo, il collegamento diretto che c'era tra Via Crosada e Via Capitelli. Adesso bisogna fare anche un giro più lungo, che è fattibile, però ha inciso anche negativamente su alcune realtà, diciamo, commerciali che prima vedevano un flusso maggiore, quindi le ha messe anche in difficoltà. Quel cantiere credo che dovesse finire, almeno da quello che sono le comunicazioni, a luglio 2024 e quindi abbiamo un ritardo e sarebbe da capirne il motivo. Altra situazione è quella del Teatro Romano, che anche là risulta da sito della soprintendenza non visitabile, per esempio una volta era prenotabile anche la visita, e è ancora chiuso come sito, diciamo, archeologico. Credo che il progetto di riqualificazione fosse del 2022, quello che doveva permettere anche di mettere, diciamo, a posto quel sito, quindi valorizzarlo come sarebbe corretto. E anche là, dico, uno può vedere semplicemente che il cartello di cantiere doveva essere già chiuso e non ci sono comunicazioni al riguardo. E poi c'è ovviamente quello che penso anche voi intercettate qua, probabilmente anche queste tematiche qua forse le avete già intercettate. Sì, è vero, qualche segnalazione c'è stata. C'è stata, più però... di qualcuna, sì. E su San Giusto mi pare che alla fine lo stato, diciamo, di incuria che c'è dell'area archeologica è qualcosa che è sotto gli occhi di tutti.
E quindi sarebbe da capire un po', anche se si riesce a intervenire, in che tempi. Ovviamente l'amministrazione non è che ha probabilmente il pallino completo, però tramite la soprintendenza capire quale sia la situazione ad oggi. E la tempistica, insomma, prevedibile per la conclusione di questi cantieri, poi della fruizione, perché poi è quello, no? L'obiettivo. Sì, perché anche avevamo fatto quell'open day, per esempio, anche dell'area di Crosada. Certo. È ovvio che anche là è un'area, che poi sarà potenzialmente visitabile. Infatti, bisogna fare quello. Assolutamente. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, sono le 9:20 del mattino, siamo in compagnia di Luca Bressan del Partito Democratico della quarta circoscrizione. Allora stavamo parlando appunto delle mozioni che riguardano in particolare il centro, ma il centro città come il resto, come anche le periferie, in questi giorni sono anche interessati dal fenomeno dell'aumento dei furti, no? Che sta impressionando molto tante persone, non solo in casa, in attività. Abbiamo visto varie spaccate proprio, l'ultima ieri, ne dà conto oggi il giornale, ma l'abbiamo fatto anche noi nel nostro telegiornale di ieri sera, una sartoria di via Dalviano, ma sono quasi all'ordine del giorno in bar, negozi di parrucchiere, eccetera, insomma vari episodi, furti con spaccata, magari anche per pochi soldi, però poi tanti danni, un fenomeno in crescita purtroppo. Sì, correttamente il problema è proprio quello che dicevo, nel senso che al di là dei furti, che molte volte sono i fondi cassa, e i locali ovviamente non mettono a rischio di lasciare molti, diciamo, soldi all'interno, che potrebbe essere anche un deterrente sapere che non ci sono molti soldi magari da portare via. Il problema è quello dei danni, nel senso che avere danneggiate le vetrine ovviamente per fare l'infrazione all'interno dei locali comporta poi dei costi di riparazione. La cosa secondo me che balza all'occhio e che crea anche un clima di percezione di insicurezza, ma che probabilmente anche è superiore una volta, nel senso che il fenomeno non si verificava, è anche il fatto che proprio interessi il centro cittadino e posti dove prima probabilmente non si pensava fosse possibile. E poi anche un'incidenza molto forte e frequente, perché anche da giornali abbiamo visto come per esempio il Bar Borsa, quindi in via Borsa, centralissimo, ha già subito 3 spaccate nel giro di un mese e mezzo, e 040, dico, zona sul canale, comunque 2 spaccate in una settimana, quindi è una situazione ovviamente che esaspera anche i gestori locali. Quello che fa specie è che succeda nel momento in cui governa poi a tutti i livelli chi ha fatto della sicurezza praticamente il tema anche di campagna elettorale e un modo per intercettare il consenso, perché alla fine ormai si governa, dico, la città dal 2016, la regione dal 2018, a livello nazionale comunque è un paio d'anni in più che governa già, sono già 3 anni credo che governi il centrodestra, e quindi di fatto è anche difficile capire come chi si è fatto baluardo della sicurezza alla fine non riesca poi a garantire un maggior presidio, e questo, diciamo, cozza ancora di più quando poi le risposte che vengono proposte per cercare di aumentare anche la sicurezza alla fine sono il controllo di vicinato, che è un po' detta così, nel senso, di fronte a questo contesto che stiamo vivendo, come scaricare il problema sui cittadini rispetto a prendere e assumersene, diciamo, assumersene la responsabilità, o comunque farlo gestire da chi avrebbe praticamente gli strumenti per gestirlo. Non è d'accordo, insomma, su questa possibilità, su questo provvedimento? È una cosa di contorno, cioè è un rafforzamento di altre cose che vanno fatte prima. Cioè qua è un problema, allora, quando la situazione va in un momento di criticità che c'è, perché è riscontrabile dai giornali ogni giorno, perché parliamo probabilmente di una spaccata ogni 2 giorni, la media che viene data, sì, è vero, è così. La prima risposta è sicuramente nel momento di criticità il presidio del territorio, nel senso non può essere il controllo di vicinato. Il controllo di vicinato è uno strumento accessorio che va considerato dopo che sono state implementate le risposte, diciamo, quelle, come si può dire, più ortodosse, e quelle che sono anche le normali risposte, cioè aumentare la presenza delle forze dell'ordine in questo momento. Credo che sia l'unica.
L'unica cosa che sarà da capire, che questa amministrazione comunque ha messo in campo e si vedrà se avrà qualche efficacia, è ovviamente il servizio notturno della polizia locale, se riesca a sgravare per esempio la polizia di Stato o i carabinieri di altre attività e quindi rendere più facile la loro presenza. A oggi non so se questo sia riscontrabile, diciamo che da quello che si vede, si legge, purtroppo la situazione è critica, sarà da capire se quello sarà uno dei motivi che può migliorare. Motivi. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono una spettatrice che stavo ascoltando il fatto di parcheggi. Parcheggi, dica signora. Sì, allora mi abito in Piazza Foraggi. Sì. In casa dell'Ater. E allora, come che parlava prima di fare i parcheggi sull'ippodromo che si può fare, perché adesso non tanto, ma facevo camminata da su fino giù in Piazza Garibaldi. Conosco bene, vedi i posti che si può fare parcheggi, perché i ga dappertutto i parcheggi fuori della città. Se si va a Capodistria è fuori. Capito. Se si va a Santa Lucia è fuori, se c'è Isola è tutto fuori. I parcheggi, quel che resta dentro in città, va bene, ma dopo chi che viene di fuori non può venire tutti in città. In centro con la macchina. Capito signora? Questo è il suo... Allora bisogna dove che si può fare i parcheggi, parcheggiare i signori che vengono dentro con autobus o a piedi indifferente, perché vede per tutto così. Chiaro. Perché qua di noi abbiamo un caos. Chiarissimo signora questa sua indicazione che insomma credo incontri anche il favore, no, del nostro ospite, fare dei parcheggi esterni, soprattutto in chiave turistica, diceva la signora, no? Perché è dappertutto così. No? Ha ragione, nel senso che condivido pienamente, nel senso che noi anche per esperienza quando andiamo in un'altra città non ci viene permesso di arrivare fino al centro storico. E un turista, dico, va per motivi di piacere, comunque ha dei ritmi differenti, può avere anche il piacere di muoversi anche con una tratta più lunga, prendere il mezzo pubblico, dico, nel senso che vede anche parti di città che comunque per lui possono avere un interesse, nel senso che è qua per motivi ricreativi e non deve impattare negativamente su chi a Trieste vive e lavora e quindi ha ritmi completamente differenti e non gli si può aggravare un problema già esistente che è quello del parcheggio. Invece non vedo nessuna, diciamo, attenzione da parte di questa amministrazione sul tema, perché continua a non interessarsi del fatto che bisogna inibire, cioè rendere più difficile possibile l'accesso dei turisti con autoveicoli all'interno del centro storico. Normalmente anche nelle altre città di base ci sono anche limitazioni sempre del traffico sui centri cittadini, è vero, nel senso che la normalità dei fatti è quella e quei parcheggi là vengono in qualche modo riservati, comunque si trova la modalità per far sì che siano a utilizzo di chi lavora e vive nel centro storico. Tanto più che se consideriamo che Trieste ha una difficoltà anche per quanto riguarda gli immobili privati, ad avere garage e parcheggi proprio per il fatto che gli edifici comunque hanno una certa età, vetustà anche, nel senso che sono storici, infatti è vero. Ovviamente quello sarebbe anche una risposta che potrebbe essere messa in campo, però non vedo attenzione su questo tema, nel senso che è un tema proprio prettamente amministrativo dove non riscontro nessuna attenzione da parte di questa amministrazione. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Ecco, infatti questa amministrazione non ha attenzione per quasi niente, diciamo, ecco, quello che può interessare è utile al cittadino. Io abito in una zona che è compresa, diciamo, tra Villa Revoltella e il complesso Melara e mettiamo la macchina al Ferdinandeo per avere due possibilità, che sarebbe se è giorno di festa c'è la 26 sbarrata, se no c'è la 11 bella tranquilla in Corso Italia, insomma, Piazza della Borsa. È proprio una regola nostra, di me e di mio marito, che noi lasciamo la macchina al Ferdinandeo e poi scendiamo in città. Non succede mai, ma proprio mai, salvo che uno abbia la febbre, di andare in centro per forza con la macchina. E vedo tanta gente che per esempio parcheggia al cimitero
E lì poi prende che ci sono un sacco di autobus per venire giù in centro, ma tanta gente io conosco, triestini parlo, no? Quindi non vedo perché non deve essere fatta la stessa cosa da un turista, che poi il turista ha piacere magari di vedere le città, da un bus seduto comodo può guardarsi intorno, vedere qualcosa di interessante. Cioè, noi l'abbiamo sempre fatto negli altri paesi anche d'Europa quando siamo andati così a fare qualche giretto. È l'amministrazione che deve fare. Cioè, qui cascano dalle nuvole, dal pero, guardano gli aquiloni, non lo so cosa fanno dei discorsi come se loro non fossero degli amministratori, non avessero ricevuto la delega degli elettori, hanno un comportamento che è veramente come se non se l'aspettassero di governare. Ecco, non erano preparati forse, non lo so, non so cosa dire, perché non governano niente. Nell'immigrazione, nell'economia, la società, niente, non c'è niente, non c'è solo critiche ai giudici, al presidente, alla posizione, a quelli di prima, a quelli che verranno, non lo so. Io spero che si sveglino prima o poi. Ecco. Grazie Silvia. Buongiorno, allora, questo grazie. è l'auspicio di Silvia, insomma, grazie, buona giornata. Cosa dice di questa telefonata, insomma, anche abbastanza articolata? Che di certo, allora c'è la parte che comunque condividiamo, che è il discorso dei parcheggi, e c'è anche un altro tema che ha detto Silvia, che è quello che le persone che poi qui risiedono in verità già fanno, tanti anche magari che non hanno l'esigenza di muovere magari quotidianamente la macchina, o comunque hanno delle esigenze per cui è compatibile, già si attrezzano per evitare di entrare nel centro, perché sanno anche le difficoltà che riscontrerebbero arrivarci in auto. Quindi lo facciamo noi che siamo residenti di Trieste, lo dovrebbero fare perché normalmente se tu vai da qualche altra parte ti obbligano a farlo, tanto più i turisti, nel senso che poi c'è sempre il paragone, come dicevamo prima, tra quello che succede a Trieste e quello che succede nelle altre città quando noi ci andiamo, che basta andare nella vicina Slovenia e comunque devi lasciare l'auto dove vogliono loro e normalmente a pagamento, nel senso quella è la normalità, e quindi anche qua bisognerebbe attrezzarsi perché alla fine i flussi turistici non ti arrivino fino al centro storico. E poi c'è il tema di questa amministrazione e probabilmente l'amministrazione di centrodestra in generale comunque, che riscontro anch'io, devo dire, che vedo delle continue critiche ma non si sa a chi ormai, nel senso che, come si diceva prima, 2016 del comune c'è la destra che governa, 2018 in regione, 2022 a livello nazionale. A un certo punto non si capisce a chi devono essere rivolte queste critiche. Penso che sia arrivato il momento di assumersi anche le proprie responsabilità dopo questo numero di anni, nel senso che non ha più senso la retorica di lamentarsi di qualcun altro. Governano loro e alla fine dovrebbero risolvere i problemi. E non nelle modalità in cui lo fanno, perché per esempio una notizia che mi ha colpito particolarmente è anche il discorso di decidere di tombare i sottopassaggi sottopasso della stazione, nel senso che se queste sono le soluzioni proposte, nel senso non è che se a me fa male una gamba me la taglio, nel senso, perché mi sembra che stiamo arrivando anche a cose paradossali, tra l'altro anche con comunque un esborso che non sarà enorme, ha comunque avuto un costo anche quel tipo di intervento, quindi non lo so. Anche perché poi era stato anche ripristinato, in qualche modo ristrutturato, no? Il sottopasso. Sì. Anche poi era stato passato, chiuso solo con le gratte certo. E quindi penso ci fosse l'accumulo comunque di sporcizia e poi si è deciso con questa soluzione, che chiamarla soluzione dico, è offensivo quasi. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io telefono per fare una piccola segnalazione. Prego. Allora, per anni ho lavorato nella zona di Piazza Ortis come lavoro. Okay. Adesso mi sono ritrovata l'altro giorno a passare di là dopo un po' di tempo e ho notato una cosa: mancano i contenitori, piccoli contenitori, non so come chiamarli, per le immondizie. Io mi ricordo che quando lavoravamo, non parliamo del Paleozoico, parlo di 6-7 anni fa, ce erano posizionati lì dove c'è la biblioteca, proprio dopo più avanti dove c'è la curia, addirittura avevano erano fatti con una zona per buttare proprio le sigarette, tipo posaceneri. Mi sono meravigliata che non li ho più trovati, ma non proprio questi contenitori.
anche per il turista, diciamo, a parte per noi, ma anche col discorso turistico, certo, non è una cosa bella, perché dove buttano via le piccole immondizie, no? Io mi ricordo che anni fa a Venezia ero andata, ho delle amiche e ero molto orgogliosa perché a Venezia non ce ne sono quando si cammina. Ho detto, da noi invece si trovano dappertutto, adesso invece ho notato che non ce ne sono più. Capito signora, grazie di aver telefonato e di aver fatto questa segnalazione, grazie, buona giornata. È vero, non ci sono più questi... C'erano quelli quadrati credo con una specie di mezza lunetta, esatto, per le sigarette. Cicche, no? Per le sigarette. Sì. Poi in verità bisogna dire che in altre zone hanno fatto anche interventi, diciamo, migliorativi, perché avevamo anche una serie di... in alcune zone ci sono ancora, ma anche di cestini aperti che erano problematici, perché dopo di solito succede che i volatili, i gabbiani, succedono magari se qualcuno conferisce qualche rifiuto che magari è alimentare anche se non dovrebbe, ma può succedere, nel senso che alla fine capita sicuramente, perché non è che c'è sempre il bottino a disposizione, quello è anche vero. C'era la possibilità magari che tirassero fuori tutto e si sono stati fatti degli interventi per dargli la copertura e hanno risolto anche i problemi in alcune aree, penso anche la piazzetta Barbaca che probabilmente è stato coperto. Là sarà da verificare, in effetti è una richiesta da fare assolutamente, nel senso che va del decoro, è strano che siano stati rimossi in una zona così centrale che di passaggio, nel senso quello in piazza Ortis, nelle zone limitrofe. Allora, dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo l'ultima pausa della mattinata, fra poco. Bentornati in diretta 9:41 del mattino di questo sabato mattina, siamo sempre in compagnia di Luca Bressan del Partito Democratico e abbiamo una telefonata in arrivo, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi, Sergio. Ecco, volevo fare una domanda al consigliere, che sempre loro criticano tutto e di più, anche certe volte con giusta causa criticano. Ma la questione del passaggio, proprio adesso che stavate parlando del passaggio, sottopassaggio di Piazza della Stazione, criticare è facile, ma che risoluzione lei poteva dare affinché rimanesse aperto, se abbiamo visto che questi incivili che vengono qui, che sono incivili, nonostante tutto lo avessero chiuso, era diventata le scale erano diventate una cloaca, come era il discorso della terra dietro la statua di Elisabetta. Come si poteva risolvere il problema? Mettere delle guardie H24 a guardia del passaggio a livello? E non si può fare niente, perché con questi incivili si può fare di tutto e di più. Non si può fare niente. Io ogni qualvolta passo per piazza sono ancora lì che stanno bivaccando in mezzo all'erba, mangiano, porcano e nessuno fa niente. I vigili urbani non esistono, per esempio. Perché se io butto una carta o vado dentro nell'erba mi prendo una multa come triestino e loro fanno quello che vogliono davanti alla stazione dove c'è una uscita di gente che viene da fuori e proprio è brutto da vedere. Allora lei mi dica che soluzione avrebbe fatto per quanto riguarda il sottopassaggio. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, che soluzione avrebbe adottato appunto al posto del tombamento, insomma, del sottopasso? Premessa non compete neanche a me, nel senso la soluzione. Io posso dire cosa osservo, nel senso che osservo quello che ha fatto questa amministrazione. Questa amministrazione, quando ha chiuso il Silos, che era una situazione ovviamente emergenziale, andava fatto un intervento, credo che fossimo, cos'era? Era giugno sì, più o meno del 2024, nel senso, adesso a memoria così indicativamente, aveva detto che comunque per far fronte al problema che c'è, che gli arrivi comunque ci sono, quindi esiste un problema e qualche soluzione ci deve essere, avrebbero aumentato la capienza dell'ex, penso, campo scout. E dovevano aumentare quello, cosa che a quanto mi risulta a oggi non si è verificata. È normale, tra virgolette, che se uno ha la necessità che li bivaccano, comunque c'ha 200 persone, se vengono meno i posti dove queste 200 persone, è ovvio che non è una situazione diciamo a norma, ma diciamo già il Silos perlomeno permetteva di non avere sotto gli occhi 200 persone che bivaccano, nel senso che era già una situazione quasi migliore di quella che c'è adesso,
vuol dire che se poi la soluzione la prospetti e non la porti a termine, che ti sei creato tu il problema, nel senso che hai tirato fuori un 100-120 persone, magari la capienza su deve essere, non sono ottantina, comunque la differenza che c'è, che bivaccano in giro per città. Quindi tu ti crei il problema perché non l'hai gestito come dicevi che avresti fatto, e dopodiché ti trovi di fronte alla difficoltà che magari ti dormono nei sottopassaggi, cosa che prima non facevano, e a quel punto arrivi alla soluzione di chiudere i sottopassaggi. Ma dico, è una concatenazione di fatti, non è che da un giorno all'altro c'era quella situazione là. L'amministrazione ha portato il verificarsi di quella situazione e dopodiché l'ha gestita in un modo che secondo me alla fine priva di un bene, nel senso di una possibilità tutti per la loro incapacità di gestire la situazione. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, signora Coccarella, sono di nuovo la signora che ho chiamato poco tempo fa. Dica pure, buongiorno. Senti, di nuovo una formazione, secondo me abito qua in Piazza Foraggi, in quel bel palazzo che se lo vedi che fa schifo. Allora volevo chiedere, nel cortile dentro vengano auti da Fiume, da Pola, da Capodistria, sempre ogni giorno tutto pieno. Capito. E volevo il suo parere cosa si potessi fare. Cosa si può fare per evitare? Ma è una zona privata o? Ma penso di sì, sempre, mi pare che anni fa anche qualcosa, ma tanti anni fa, dopo mi ha detto che devo venire per insomma fare le firme, e cosa andarmi adesso a 90 anni andrò a fare le firme per poter, perché era anche cancelli tanti anni fa. Capito. Cioè c'è una zona, un'area di parcheggio che sarebbe privata, però la gente la usa come pubblica. Dentro dritti, ma ogni giorno di Capodistria viene a lavorare, sempre lascia una macchina qua e va con un'altra via. Capito. Sempre Capodistria Pola, Capodistria Pola. Capito. Grazie signora di averci segnalato questo, ma credo si possa rivolgere forse all'amministratore di condominio in questo caso, non lo so. Non so, dipende se è di competenza già dico del condominio, nel senso non abbiamo tutti gli elementi, però se è un'area privata in effetti non dovrebbe esserci Poi se una volta era anche chiusa, probabilmente basterebbe anche che si ripristinasse diciamo, la chiusura, una chiusura se qualcuno ha diritto, entra solo chi ha diritto ovviamente ad accedere all'area. Adesso io non è che ho la conoscenza precisa del caso, anche per non competere diciamo, al territorio che conosco un po' meglio, che quello della circoscrizione in questo caso. Allora Enrico ci scrive invece sulla questione delle violenze in città. Buongiorno, si dice spesso che violenti, rapinatori, ladri, danneggiatori non sono veramente puniti con una neutralizzazione efficace. Ricordo che forze dell'ordine, procuratori, PM e giudici eseguono le leggi che altro non sono che mera promanazione della Costituzione, quindi o cambiamo la Costituzione o rinunciamo a proteggere il cittadino, dice il signor Enrico. Quella tensione che di solito si riscontra talvolta tra il fatto che anche l'attività delle forze dell'ordine, anche quando è fatta bene, nel senso o si cerca comunque di perseguire alcuni reati, atteggiamenti dannosi, poi si scontra con probabilmente anche le norme che tante volte fanno sì che ci sia anche la difficoltà probabilmente di trattenere chi ha compiuto atti che non andrebbero fatti. E quindi quello è vero che probabilmente gli interventi, ma quello che riscontro io a livello normativo, normalmente italiano, il problema tante volte è anche della conflittualità tra norme, per cui è difficile avere una lettura univoca dei fatti, nel senso che a quel punto c'è una norma che viene annacquata da un'altra, c'è una lettura e interpretazione, è molto contorta tante volte anche la normativa e quello crea ovviamente spiragli anche la possibilità poi che non vengano perseguite realmente anche dei reati o fatti gravi. Allora ci scrive ancora Davide, dice spesa per turista Bucci, l'altro giorno parlava di 54 milioni per 545.000 croceristi, 100 euro in linea con questa tabella del Corriere riferita al 2023 che ci manda in allegato, vabbè poi la vedremo, che vede il turista in Friuli Venezia Giulia ultimo per spesa, avanti tutti a parlare di volumi e non di qualità, e vediamo se riusciamo a far vedere anche
anche là. Interessante. Sì, è interessante questa tabella, insomma, che magari aumento un pochino, ecco qui lo zoom, e qui siamo proprio Friuli Venezia Giulia, eccolo qui, in fondo proprio, ultimi per spesa per turisti, spesa media giornaliera. È un tema importantissimo, nel senso che non si può neanche sentire parlare di turismo legato solo alle presenze. Cioè, il vero concetto è quanto lascia il singolo turista in città, anche perché i volumi molto alti di turismo comportano spese e quelle spese là normalmente sono a carico della pubblica amministrazione. Pensiamo a una banalità: più gente che gira per la città, maggiore sporcizia, nel senso è normale che ci sarà molto più utilizzo della città, quindi costi maggiori anche di pulizia. Quindi è vero che alcuni privati magari lo stesso hanno un impatto positivo, però di fatto c'è anche una compartecipazione del pubblico, nel senso che siamo tutti noi a dei costi maggiori per un ritorno scarso del singolo turista. Bisogna invece fare lo sforzo di aumentare ovviamente la quantità di denaro che resta in città per il singolo turista, e quello parte anche dalla valorizzazione del patrimonio che c'è, probabilmente cosa che non è mai stata fatta fino in fondo, ma anche una banalità, la stessa cartellonistica turistica o comunque le indicazioni a Trieste sono molto molto più carenti, penso per esperienza nostra quando usciamo in altre città, rispetto ad altre città. Questo fa sì che sì, ci sono volumi di turismo, ma sono turismo mordi e fuggi o turismo che comunque non lascia molta ricchezza e snatura poi un po' anche quelle che sono le caratteristiche della città, perché abbiamo per esempio un'offerta di esercizi commerciali che sulla parte più centrale è diventata molto orientata al turista, nel senso. Turista e meno, insomma, alla caratteristica. E si perdono magari tutti i negozi locale, no? di prossimità che c'erano, quindi una vitalità anche del territorio, una varietà che era anche sicuramente molto più positiva che avere anche perché poi si arriva alla difficoltà che le stesse attività, essendo tutte molto simili, c'è una concorrenza per cui c'è anche il rischio poi di chiusura anche nelle attività che adesso sembrano avere maggiori possibilità, no? E poi sono molto legate alle presenze turistiche, nel senso, se cala un po' il turismo, ovviamente si va in crisi per un settore che di per sé poi non garantisce neanche grandi retribuzioni medie, perché dopo l'altro concetto è quel settore turistico è quello che vediamo da altre tabelle, garantire livelli di retribuzione molto più bassi rispetto ad altri. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Sono Deborah. Volevo parlare della sicurezza. Io sto in Poziana, questa notte hanno cercato di entrare nella panetteria, sono venuti i ladri. La panetteria di Poziana? Sì, e volevo dire, ma è possibile che non ci siano dei poliziotti di quartiere, ronde, chiamateli come volete, ma non si può andare avanti così. Ho capito. Non si può andare avanti così. Io poi sono una non vedente e le dico la sincera verità, ho paura di scendere in strada. Immaginiamo, Deborah. Quindi ci segnala insomma un altro tentativo, dice, no? di effrazione ancora una volta, quindi si aggiunge la statistica che stiamo vedendo in questi giorni. Grazie intanto Deborah per averci così segnalato questo, e dice la signora Deborah perché non c'è un vigile o poliziotto di quartiere, credo che il tema che si aggiunge a quelli che abbiamo in parte toccato è quello ovviamente di avere delle figure che magari siano più anche in connessione col territorio, nel senso che siano referenti per poter anche segnalare eventuali situazioni. Questo per esempio era una delle misure secondo me che aveva senso mettere in campo e ha senso mettere in campo prima di parlare per esempio anche di controllo di vicinato, nel senso che poi chi l'ha abolita la figura è la stessa amministrazione che avevamo adesso, nel senso che è stata abolita penso intorno all'inizio del mandato del 2016, a quanto ricordo a memoria, quindi c'è stata l'abolizione del poliziotto di quartiere, cosa che chiede poi anche qualche partito della maggioranza, nel senso che anche le stesse proposte di Forza Italia sono in tal senso. E questo è molto più sensato, anche perché quando si dice che Udine, per esempio, abbia introdotto il controllo di vicinato, è successo in un quadro più completo, nel senso che hanno già comunque il poliziotto di quartiere e hanno appoggiato, diciamo, una misura in più. È un affiancamento. Però un affiancamento, nel senso metti uno spettro di risposte comunque partendo da una certa gradazione, cioè parti dalle risposte che possono essere più incisive
e poi aggiungi qualcosa di contorno. Anche quello che può essere anche aiutare, di, diciamo, insomma, di complementare. Sì. Allora Renata ci scrive: non è possibile che io ora abito fuori Trieste, per venire in città devo controllare se c'è una nave da crociera al molo e casomai cambiare giorno per non trovare il caos sulle rive e dintorni. Si torna al tema del turismo di prima, no? Sì, il turismo e parcheggi, anche quest'altro problema, non avevamo detto, l'incidenza che hanno anche le navi a crociera. E possiamo fare anche un parallelismo, nel senso che anche chi aveva proposto la tabella, se non ricordo il nome del telespettatore che aveva proposto quella tabella, comunque aveva fatto menzione al turismo croceristico, perché è uno di quel tipologie di turismo che impatta, per esempio un impatto forte sulle rive, sottrae molti parcheggi, ma poi su quello che è la spesa pro capite del crocerista, in verità non è una grande spesa, nel senso che poi Trieste è anche punto di partenza normalmente, se non sbaglio, e quindi vuol dire che di fatto si imbarcano qua, abbiamo uno sforzo logistico per permettere l'imbarco, ma poi la ricchezza sul territorio non c'è e probabilmente l'impatto può essere solo su qualche attività commerciale molto limitrofa all'area praticamente dove attraccano le crociere. Bressa, mi ricordo che una delle ultime volte, insomma, che era stato qui, avevamo parlato anche di 2 giardini del centro, no, che riguardano la Villa Bazzoni e il giardino di San Michele, no, di via San Michele. Ci sono delle novità su questo? Ha avuto delle risposte su questi 2 giardini? Sì, sono arrivate risposte dall'amministrazione. Diciamo che il dato positivo è che ci sia stata una risposta, cosa che probabilmente era anche molto difficile prima con altro assessore, nel senso che non è neanche alla prassi, non è mai stata neanche quella, quindi quello è un dato positivo, però le risposte sono insufficienti in tutti e 2 i casi. Per quanto riguarda Villa Bazzoni addirittura si dice che l'impianto di irrigazione è impossibile, niente da fare, non c'è oggi, quindi è il motivo per cui c'è anche una difficoltà di tenere il patrimonio, più che altro anche la parte di roseto, comunque quello che era, diciamo, più decorativo, oltre alla parte lasciata libera, perché di fatto c'è una parte, quella più perimetrale, che alla fine è lasciata tra virgolette a bosco, nel senso non richiede particolare cura, se non magari le potature comunque vengono fatte lo stesso per anche motivi, diciamo, di sicurezza. E viene anche imputato il fatto che non si riesca a rimettere le fluorescenze anche all'utilizzo del giardino da parte dei cani che sono liberi, nel senso che mi sembra una motivazione un po', diciamo, come si dice, fantasiosa, e dall'altro punto di vista c'è anche stata fatta una mozione di circoscrizione che è stata votata praticamente e approvata dal Consiglio, che chiedeva anche la possibilità di poter istituire un'area cani, cioè riconosceva perlomeno che c'è un utilizzo ad oggi di questo tipo e cercava di dare una normazione a questo utilizzo. Se poi l'amministrazione, e quella mozione non ha mai ricevuto risposta, quindi va detto anche questo, se poi l'amministrazione crede che alla fine non sia una strada da perseguire, comunque sarebbe da mettere anche in chiaro quello e perlomeno anche fornire una risposta e trovare magari delle soluzioni che, per un'esigenza che c'è, che siano comunque di prossimità e permettano anche di dare una risposta a questi cittadini, anche perché era stata fatta all'epoca una petizione con un 200 firme e la collega del nostro partito Coricciati ha presentato questa mozione che era stata votata e approvata dal Consiglio, ma che penso da un paio d'anni sicuramente non ha avuto mai una risposta, forse anche qualcosina di più, adesso non ho il dato preciso. Allora, per quanto invece riguarda San Michele, nel senso per dire, nel senso che era l'altro giardino, solo per chiudere il discorso. Esatto, sì, che abbiamo purtroppo pochi minuti. Semplicemente non viene data risposta, ma perché non è competenza del verde pubblico, il verde pubblico quindi dà risposta su quello che è previsto oggi, quindi il numero di sfalci annuali, la potatura che comunque è rientrata nel verde pubblico anche da quando non c'è più l'associazione Anandes, dicono che lo sfalcio e tutta la manutenzione è rientrata, diciamo, in seno al servizio del verde pubblico, però non ha risposta per quanto riguarda la casetta che c'è in ingresso, che oggi è chiusa e quindi toglie anche vitalità al giardino, perché è di competenza dell'immobiliare, il servizio immobiliare. Speriamo che arrivi risposta anche qual è il destino, diciamo, se viene riassegnata, se verrà riassegnata all'associazione che già c'era, comunque se richiede dei lavori di ammodernamento prima di poter essere assegnata, di capire però qual è il destino praticamente di quel manufatto. E l'altra cosa, poi resta anche il problema della fontana comunque superiore, che è chiusa da tempo, dico per motivi di infiltrazioni, però di fatto è non funzionante da molto tempo. Da molto tempo, quindi quello rimane, insomma, un punto ancora critico. Allora, siamo quasi in conclusione, c'è ancora la mail di Paolo che dice: mi associo a quanto detto e aggiungo il forte disagio causato dai pullman dei turisti che stazionano sulle fermate dei bus, anche questo è un problema, è vero, no? È sempre legato, insomma, al
discorso che poi stavamo c'era facendo. anche tutto il problema di Barcola, no? E anche le difficoltà che ci sono state con certo. anche il cedimento, quindi la gestione degli auto. Sì. Esatto, quindi un po' insomma tutto rientra nel discorso turismo e parcheggi. Poi io ringrazio Luca Bressan per essere stato con noi questa mattina, lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Io se sono chiamato, raccolgo l'invito, ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio per anche questo confronto che c'è stato con i telespettatori. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in questa mattinata di sabato, grazie a tutti e buona giornata.